la scuola di oggi per gli uomini e le donne di domani. 3 indirizzi per entrare nel mondo del lavoro da protagonista: edile, elettrico, idraulico. Con scuola aperta da novembre a gennaio puoi conoscere i percorsi di studio e l'annesso convitto aperto a pochi metri dalla scuola. Soluzione per chi abita lontano. Sabato 18 novembre, 2 dicembre e 12 gennaio, scuola aperta. Conosci la scuola che apre al mondo del lavoro con una preparazione accurata. www.scuolaedilebelluno.it. Su Radio Più, emittente a Gordina, da lunedì 20 novembre alle 8:45 e 15:30. Il Poliambulatorio a Gordino è una moderna struttura sanitaria privata, nata nel 2015. Negli anni è cresciuta, arricchendosi di qualificati professionisti che coprono quasi tutte le specialità mediche, offrendo soluzioni ai problemi di salute. Poliambulatorio a Gordino, ad Agordo, località Valcozzena, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 19. Telefono 0437 62 160. Direttore sanitario, dottor Cesare Dalbò. Il pellet di qualità permette di mantenere la stufa in ottime condizioni e riscaldare in modo efficiente. Scegli Holzmede, il pellet delle Dolomiti, prodotto da filiera certificata N+ A1 nello stabilimento a basso impatto ambientale di La Valle Agordina. Holzmede è un'impresa boschiva. Nel nostro pellet c'è il 100% di legno di abete senza l'impiego di colle e di qualità premium. Puoi averlo sfuso in sacchi da 15 kg o in bancali da 66 pezzi. Pellet Holzmede, in offerta a €6 al sacco o a €400 il bancale. Consegna gratuita nei comuni dell'Agordino. Chiama il 348 878 1313 o il 347 678 3810. Radio Più, l'emittente dell'Agordino. Ricordi quella strada e la gente che correva e gridava insieme a noi. Questo è un mio ricordo dell'infanzia su per la costa, senza pericoli, privi di quell'ansia che ti soffoca, spensierati, un po' selvaggi, ma felici, ascoltando magari anche una radio nata in quel bel periodo. Un bacio a voi 3, amici di queste splendide serate. Ciao. Va ora in onda Intanto me la canto, ideato e condotto da Luisa Alchini e Marina Donà. Dialoghi e musica con le voci storiche di Radio Più. Intanto me la canto, l'attualità condivisa con un pizzico di brio. Da giovedì 10 agosto alle 20:30. È vero, siamo qua da agosto e siamo già arrivati alla metà di novembre. Buonasera a tutti, ciao! Intanto me la canto, riparte anche questa sera. Già, siamo arrivate col freddo e da quest'estate invece con un caldo atroce, ma insomma è bello alternare queste cose, no? Ma qua dentro fa sempre molto caldo, devo dire, l'atmosfera è sempre particolarmente calda. Ma questa sera in particolare abbiamo già veramente un sacco di roba da proporre, messaggi vocali, messaggi scritti. Avete veramente spaccato, ma quanti siete? Ma veramente ci avete stupito. Grazie veramente per l'affetto e per aver risposto a questo nostro invito a parlare di ricordi. Evidentemente questo è un argomento che ci tocca particolarmente, perché quando andiamo a parlare del nostro passato inevitabilmente è qualcosa che ci tocca un po' tutti, no? Io per esempio però sai cosa diceva Cesare Pavese? Diceva che non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. Esattamente. Io ad esempio ricordo quando ti ho conosciuta, cara Marina, era il 1981, io avevo 10 anni, tu avevi 13 anni. Wow, già che piccoline! Ma già tu facevi la radio Alle. Sì, è vero. Ecco, e io presi la corriera per venirti a conoscere su Masare di Alle. Mi ricordo. Ecco. E all'epoca c'era Stefano Orsinger che ci disse: Marina non è qui in studio, potete andare allo Chalet al Lago per conoscerla. E io e la mia amica Patrizia di allora non ci siamo arrese, 10 anni, le due bambine sono andate fino al Chalet al Lago per conoscere Marina. Guarda, mi ricordo benissimo, poi tra l'altro tu mi hai anche detto un particolare di come ero vestita, avevo i pantaloni bianchi, ma che cosa, cioè io proprio non me lo ricordavo. Ma pensa, eri il mio idolo, Marina, e lo sei tuttora. Grazie Luisa, guarda, per me è un immenso piacere fare questo programma insieme a te, davvero. Ecco. È una bella avventura. E proprio mi hai ispirato i ricordi, è per quello che c'è questo argomento questa sera. Comunque non abbiamo detto che alla regia c'è Mirko Mezzacasa. Ciao Mirko. Ma ti par poco? Ciao ragazze. Wow. Siete pronte? Prontissime. Allora andiamo col primo pezzo, no? Perché qua abbiamo tanta roba,
Sì, ma abbiamo anche un primo contributo audio dalla regia. Sentiamo un po' chi è che... Vediamo. No, non ce lo manda. No, è il prossimo. C'era la canzone C'era la canzone, che hai scelto tu e ti ricordi senz'altro cos'è. Esatto. Il duo Irama Ercomi che sta spaccando in questo periodo, stanno facendo concerti dappertutto. Marina non mi vuole accompagnare a Conegliano, vabbè, sto cercando qualcuno che mi ci porti. Luna, piena. Dentro in me come svaniscono gli aerei in cielo, dove le voci finiscono inghiottite, come il respiro che lasci sul cuscino, o come un grande segreto che custodisco. Prolunghiamo quei respiri in un'apnea e gridi. Tu sei un fiume che attraversa il paese, obbligando chiunque ti veda a parlare solo di te. Baby, guarda il sole sorgere, guarda dove l'alba è lontana, anche se soffierà lo stesso vento. Sarà così freddo, sarà come per me. Passo il tempo ballando per riempire lo spazio che hai lasciato dentro di me. Piena di bugie di nient'altro, sulla pelle lo sguardo che hai lasciato dentro di me. Chiedi alla polvere che respiro se non c'è neanche spazio per cadere dentro me. Chiedi alla polvere sul cuscino accanto a te se ritornerà a cadere su di me. Sono sotto casa tua, voglio vedere dove va a finire la luna. Moriamo spesso nel tempo, solo una volta d'amore. Ho i miei più grandi ricordi, assicuro dentro la pancia. E così non ti guarderò più così. E continui un gioco a cui non giocare da solo. Fredde come le strade o le pistole, fredde come le mani o le parole che dette. Non sembra niente di che cosa vuoi che dica? Resta con lui che se ti scopa stai zitta, che pensi a me mentre ti mordi la lingua e che fai finta, lo so. Baby, guardi il sole sorgere, guarda dove l'alba è lontana, anche se soffierà lo stesso vento. Sarà così freddo, sarà come per me. Passo il tempo ballando per riempire lo spazio che hai lasciato dentro di me. Piena di bugie di nient'altro, sulla pelle lo sguardo che hai lasciato dentro di me. Riempivamo tutto il palco io e lei, e c'era il tutto esaurito ogni sera. Ora che passano i titoli di coda, penso che ci sia sfuggito qualcosa. Riempivamo tutto il palco io e lei, e c'era il tutto esaurito ogni sera. Ora che passano i titoli di coda, penso che ci sia sfuggito qualcosa. Buonasera a tutti, buonasera Luisa, sono DJ Bisso, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Più, come sempre vi mando un super abbraccio. Oggi si parla di ricordi, i ricordi per me sono quelli belli, nel senso ho lavorato su me stesso per cercare di mantenere solo ricordi belli, voglio vivere di belle cose e non è sempre facile, ma questo è il mio pensiero. Di conseguenza adesso vi racconto il mio ricordo più bello, più importante. Allora, il mio ricordo più importante è legato non a caso alla mia nonna, a cui voglio tuttora un sacco di bene anche se non c'è più. Lei si è trovata in un periodo difficile in ospedale dove veniva tenuta in vita da alcune macchine, era secondo i medici assolutamente inconscia, e un giorno mi sono presentato da lei, pensando fosse uno degli ultimi, con un mazzo di fiori che avevo raccolto dal prato di casa sua, come facevamo sempre quando io ero più piccolo, e gliel'ho portato lì e gliel'ho messo sul davanzale a un'altezza in cui potesse simbolicamente vederlo. E in quel momento in cui l'ho fatto gli ho detto: nonno, ho portato i fiori che raccoglievamo assieme. La macchina a cui era attaccata ha incominciato a suonare, il suo battito del cuore è salito in una maniera incredibile, e questo mi ha fatto pensare che lei potesse capire tuttora in quel momento quello che stava succedendo, e per me è stata una cosa, cioè anche in questo momento che ve la dico mi sta battendo il cuore fortissimo. Questo per me è uno dei ricordi più belli. Tu lo fai battere. Spero vi sia piaciuto, vi ringrazio un sacco e di cuore vi saluto, e voglio ascoltare la puntata di domani per sentire anche tutto quello che avete da dire voi.
Voglio sapere quali sono i vostri ricordi. Grazie e buona serata a tutti, a DJ Bisso. Ciao, un ricordo che entra direttamente nel ma cuore. che fantastico. Poi Bisso, guarda, sembra così, no? Il DJ spavaldo, ma in realtà ha un cuore enorme. Gianluca, le apparenze è fantastico. ingannano, Sì. le apparenze ingannano. Grazie Bisso, buona serata, grazie di cuore, bellissimo. Allora, ne approfittiamo anche prima di partire con il prossimo pezzo, per salutare anche Roxana che ci fa i complimenti per il programma. Grazie Roxana, ciao, un bacione. Poi salutiamo anche Sabri, abbiamo diverse Sabrine questa sera nel programma, quindi salutiamo una di quelle. E niente, per il momento direi che possiamo al volo procedere. un saluto a Giovanni che ci segue da Salerno. I ricordi ovviamente sono legati soprattutto all'infanzia, sono quelli predominanti, ma anche dei bei ricordi da adulto che riguardano il periodo trascorso nel Bellunese. 12 anni non sono pochi. Ciao Giovanni. Bene, adesso prima di partire con Laura Pausini, visto che c'è questo momento e abbiamo tanta roba e ne sta continuando ad arrivare, e continuate, non fermatevi, abbiamo per voi il numero di telefono disponibilissimo 348 4757 041, se volete mandarci dei messaggi noi ci siamo. Io la famo. E leggiamo anche questo: mio papà, nato a Rocca Pietore, è andato a lavorare in Germania, e questo è un ricordo appunto di questa ragazza. I miei avevano una gelateria ed estate mio fratello e io passavamo le ferie da mia nonna. Sono bei ricordi. Giocavamo con le cuginette. Naturalmente queste cuginette ritorniamo sempre a trovarle. Mia nonna ci faceva giocare fuori e ci chiamava per la cena. Mi ricordo che andavo con nonna nel bosco a raccogliere i funghi. Una libertà questa che molti bambini non conoscono più. Un abbraccio da Alessandra che ci scrive: wow, dalla Germania, Augusta. Ciao Alessandra, pure dalla Germania. Ma pensa alla nonna, ai nonni, che bello. Fantastico, sì. I nonni rimangono nel cuore. Veramente. Tempi che furono questi. Sì, fortunati che ce li ha ancora. E allora, per aprire una bella scatola dove dentro ci sono dei ricordi, vi lanciamo ora Laura Pausini. Eravamo solo una, in un viaggio un po' insicuro per la nostra età, e dormivamo anche di schiena perché non ci preoccupava il crescere o il doverci separare, e ballavamo sulle note di Billie Jean, rompendo le doghe del letto, truccandoci in un modo orrendo. Io ti dicevo che volevo cantare, tu cosa volevi fare? E tu cosa volevi fare? Ti ho lasciato in una scatola per poterti ricordare, perché cucire di ricordi il sole serve a non dimenticare. Ti ho trovato in una scatola, c'era il tuo numero di cellulare. Ti ho cercato ma niente da fare, chissà se mi hai dimenticata. Ma io non ti ho dimenticata, io non ti ho dimenticata. Ricordati che tu siamo la stessa cosa. Ti ricordi quando noi fissavamo il cielo scuro, chiedendoci cosa ci fosse oltre? Giocavamo con il buio, l'innocenza e le paure, cercando un senso a tutte quelle cose, e leggevamo solo libri sull'amore, sognando le più belle storie, amando le più misteriose. Poi ti dicevo mi volevo sposare, tu cosa volevi fare? E tu cosa volevi fare? Ti ho lasciato in una scatola per poterti ricordare,
mi hai dimenticata, chissà se mi hai dimenticata, ma io non ti ho dimenticata, io non ti ho dimenticata. Ricordati che tu siamo la stessa cosa, ma io non ti ho dimenticata, io non ti ho dimenticata. Ricordati che tu siamo la stessa cosa. Intanto me la canto, ideato e condotto da Luisa Alchini e Marina Donà. Dialoghi e musica con le storiche voci di Radio Più. Intanto me la canto, l'attualità condivisa con un pizzico di brio. Primo appuntamento giovedì 10 agosto dalle ore 20:30. E rieccoci ancora in diretta con Intanto me la canto. Stasera parliamo di ricordi e siamo partiti davvero a bomba con grande partecipazione vostra, e dopo Laura Pausini andiamo a leggere un altro messaggio, un messaggio scritto. Buonasera, mando un messaggio per il programma di questa sera alle ore 20:30, Intanto me la canto. Credo che i ricordi siano una parte fondamentale della nostra vita. Ci mantengono legati alle nostre origini e fanno parte della base che ci forma. Per quanto preziosi siano, possono intrappolarci in una bolla che ci ferma al nostro passato e che non ci permette di vivere con lo sguardo rivolto al futuro. Tocca a noi prenderli per mano e farci accompagnare nel nostro viaggio senza lasciare che ci danneggino. Grazie mille, firmato MP. E invece Sabri ci scrive: ciao, visto che la puntata è dedicata ai ricordi, uno dei ricordi più belli che ho è quando ho lasciato la città per trasferirmi quassù nel lontano 1982, e dove ho conosciuto persone straordinarie. Qualche ricordo negativo c'è, è ovvio, ma quelli positivi sono superiori. È interessante come ci siano dei ricordi legati a questi trasferimenti. Abbiamo sentito prima Giovanni che ha trascorso 12 anni qui, poi è ritornato nella sua terra, e invece in questo caso Sabrina che è venuta ad abitare nelle qui. nostre zone. Esatto. I ricordi anche da dove si viene. Esatto. Però mi sembra di capire che in entrambi i casi queste persone sono contente di essere nelle nostre zone, quindi sono posti meravigliosi. O di esserci state, e quantomeno. la gente comunque anche è un po' chiusa, la gente, però in realtà siamo anche molto cordiali, quindi Ma bene. poi voglio dire, Belluno, la nostra montagna, il nostro territorio ha molto da regalare. Assolutamente. Basta Quindi sapersi sintonizzare sulle assolutamente. nostre frequenze, visto che parliamo di radio, no? Quindi quando si viene qui si entra in quella magia, come quando si va da qualsiasi altra parte. Come no? le nostre zone montane che sono meravigliose, proprio non per nulla sono patrimonio dell'UNESCO. Esatto, e poi come dicevi tu Marina, che citavi Pavese, quando non si ricordano magari i giorni precisi, però le emozioni, i profumi, gli orizzonti, le immagini nel vedere le nostre montagne, assaporare i sapori, ecco, quella che la natura non solo ci dà, quindi questo rimane impresso nella memoria e quindi inevitabilmente diventa uno splendido ricordo. Molto bene. Cos'è che abbiamo ora a livello musicale? Cosa mandiamo? Regia, vediamo un po' cosa ci proponiete. Cosa hai scelto, Luisa? Io avevo scelto LP perché mi piace tanto. E l'abbiamo anche abbinata al messaggio di prima di non LP ma MP. Esatto, abbiamo fatto apposta. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from?
expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise our glass all to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? Is that lost on you? Baby, is that lost on you? Is that lost on you? Let's raise our glass all to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is that lost on you? Is that lost on you? Radio Più. Buonasera Luisa, buonasera Marina. Ciao, L'argomento Luca. stasera ricordi. Beh, personalmente ne ho molti, ma uno che mi è immagino. rimasto un po' dentro è quando avevo 10-11 anni e mia mamma mi mandava sempre ad ascoltare il rosario messa al pomeriggio, Ma nel no. periodo estivo soprattutto, no? E di questo ascolto del rosario ricordo, vabbè, per le donne anziane, con questi rosari in mano, quelli di plastica fluorescenti, ma ricordo più bello è quando uscivo dalla chiesa e andavo a prendermi il gelato, il Yuk, quello con la stecca di liquirizia. Ed è una cosa che mi è rimasta, Nella memoria. a parte il ricordo della mamma, però questo Luke. Anche lei, E anche ad oggi, a distanza di 40 anni, nel periodo estivo ancora mangio questo Luke e tuttora ascolto la messa in TV. Ecco, penso che sia un ricordo bellissimo per quanto mi riguardi. direi. E poi ce ne sarebbero altri, ma questo è molto bello. Io sì, vi confermo. ringrazio e vi auguro No, una buona ringraziamo noi serata. te. Io adesso vado a fare il turno di notte. Grazie, siete fantastiche quel Anche poco tu, che riesco ad Luca. ascoltarvi. Buona serata a voi. Luca! Grazie ciao. Luca, ma sei troppo simpatico. Bello questo ricordo, Il centro dell'auto in Val di Fassa è Bernard Claudio Motors e Carrozzeria da Franco, specializzati in mobilità e manutenzione per chi vive in montagna. Bernard Claudio Motors è autorizzato autovetture Fiat, vendita nuovo, usato e fuoristrada multimarche, ma anche quad, frese da neve, mini pale, motoslitte, valutazioni imbattibili e ritiro usato, vasto parco e esposizioni auto, servizio officina e tagliandi. Carrozzeria da Franco è riparazioni auto, servizio veloce e affidabile, anche con autovettura sostitutiva. Visita il centro auto in Val di Fassa da Bernard Claudio Motors e Carrozzeria da Franco, a Pozza di Fassa sulla strada statale. Calor Casa, tutto il calore naturale e certificato. L'intera gamma di stufe dei migliori marchi a legna e pellet ad alto rendimento, certificate 5 stelle. Anticipa l'inverno e ordina ora la tua stufa. Calor Casa, scopri tutti i modelli, le novità e i vantaggi fiscali con la più qualificata consulenza. A Santa Giustina in via Feltre 35 e su calorcasa.it.
Inizia la tua giornata con il gusto autentico delle Dolomiti. Benvenuti da Dolomiti Beer and Wine Shop, la tua enoteca bar di Taibon. Qui puoi gustare le migliori birre e vini della zona, accompagnati da una selezione di salumi e formaggi di qualità. Il nostro banco salumi e formaggi offre una vasta scelta di prodotti freschi e genuini, perfetti per una pausa pranzo o una serata con gli amici. Vieni a scoprire la nostra selezione di pane fresco, preparato ogni giorno con farine selezionate e lievitazione naturale. Vieni a trovarci da Dolomiti Beer and Wine Shop, la tua enoteca bar di Taibon. Ti aspettiamo con un sorriso, il gusto autentico delle Dolomiti. Intanto me la canto, ideato e condotto da Luisa Alchini e Marina Donà. Tanti ricordano la mamma, ricordano soprattutto l'infanzia, vero Marina? Certo. Infatti Barbara mi scrive: un mio caro ricordo di infanzia che spesso ritorna nei miei pensieri belli è giocare tanto, soprattutto con le Barbie. Ne avevo parecchie, le mettevo tutte in fila e facevo loro da maestra. Mi divertivo tanto. Una classe, una scuola, che bello! La scuola delle Barbie. Bellissimo. Ma non c'era neanche un Ken, una classe di donne. Io sì ce l'avevo il Ken. Ma lei ce l'aveva? No, non lo so, Barbara, facci sapere se avevi Ken. No, era una classe di donne. Cosa può essere la scuola? Una scuola solo per donne? No, non credo, no. La parità, nella parità dei sessi. Parliamo degli anni 80, primi anni 80 forse, sai. Forse negli anni 80 non c'erano dei parrucchieri. Ecco, esatto. Erano tutte donne. Erano forse, tutte le parrucchiere. donne, Allora, ecco. non lo so. L'ho buttata là così, in maniera molto grossolana. Bello come ricordo, grande. Allora, io intanto vorrei salutare anche una persona, Caterina Case di Alleghe, perché l'altro giorno, parlando di ricordi, adesso dico anch'io una cosa mia, tutta mia. Allora, ci siamo viste in un negozio, io e Caterina, e ci siamo guardate, come per dire, ma noi ci conosciamo da una vita che non ci si vedeva. E quindi da lì poi è partita la chiacchierata, dove lei mi diceva: ti ho sentita alla radio insieme a Luisa Alchini. E allora io le ho detto: guarda, visto che è così, ti manderò un saluto, visto che parleremo anche dei ricordi. Tu mi ricordi tanto i miei 20 anni, quindi Caterina, ciao, un bacione. Ciao Caterina, ciao. È stato un piacere vederti, sei sempre solarissima, bellissima persona, molto solare lei. Sì, è sempre bello. Sì, ho presente. È sempre bello incontrare persone che sorridono. Bravissima, sì. E niente, abbiamo un vocale, regia? Niente vocale, no. Non abbiamo il suo vocale. Allora procediamo. Procediamo con i messaggi. Abbiamo sono un diversi ricordo. stasera. Abbiamo un ricordo della mia infanzia, dice questo messaggio, passata nel mio paesino, Caracoi. Cimai. Caracoi, comune di Rocca No, Caracoi sta diventando famoso, ma ne parliamo dopo il brano. Intanto finiamo di leggere questo messaggio. Era una meraviglia, non avevamo niente ma avevamo tutto. Bella questa frase. Ricordo i pomeriggi passati a giocare con quel poco che avevamo, ma quanto divertimento. Ricordo la nostra amica Manu, vero Marina? La conosco anch'io la Manu, perché quelle zone le conosco bene. Quante gliene ho fatte, ma che legame ancora oggi. Sì. Che bello questi ricordi da bambini. Noi davvero abbiamo giocato tanto, abbiamo giocato tanto all'aperto, nei boschi, nei prati, alla fontana. Sì. Erano ore interminabili. La fantasia spaziava abbinata alla natura. Allora i pezzi di terra erano cioccolata, l'erba era la verdura. E io ricordo con la mia amica Milena si giocava a negozi. Esatto, e in negozi prendevamo il sassi, scrivevamo, facevamo finta che erano la cassa del negozio e con le foglie erano i soldi. Assolutamente. Poi le foglie di nocciolo erano fantastiche perché proprio si sfogliavano bene. Avevamo ste pile di soldi, mamma mia che bello giocare. E poi facevamo cicchedrin quando facevamo il rumore della cassa. Ma pensa a te, avevamo un futuro anche da commercianti a pensarlo allora. Capito, E poi aspettavamo quel carretto che arrivava dalla Valle Agordina con e il che gelato. gridava gelati? Sì, il carretto passava e quell'uomo gridava gelati? Ma non ve lo ricordate il gelataio della Valle Agordina? Ma che anno è? Ma che giorno è? Erano anni 80, questo buonissimo. è il tempo di vivere con te. Ecco, quello lo ricordo tantissimo con tanto affetto, quel gelataio che fra l'altro
In questi giorni ho postato proprio sul mio profilo personale, che tu fra l'altro hai anche così allegramente accompagnato a una canzone, proprio perché stavo gustando quel gelato, avrò avuto 5 anni, il gelato che mi comprava il nonno, proprio dal gelataio di La Valle, che quando passava per le frazioni dei nostri paesi si sentiva suonare, no? E io con le 500 lire, mi ricordo, compravamo io e mio fratello appunto il gelato, 250 lire era il gelato, è un bei ricordi. Assolutamente, e credo che siano ricordi molto comuni questi, Sì. il tuo ricordo e il ricordo di tanti, Esatto. quindi... A proposito, se ci state ascoltando alla radio, spostatevi su YouTube, così magari ci vediamo anche. Bene. Con queste luci soffuse, poi stasera il regista qui si è veramente superato. Bene, allora, dopo questi ricordi di infanzia, di quando si era bambini, la canzone penso sia azzeccatissima. Abbiamo Rocking Horse con Candy Candy. E poesia, Candy Candy è l'armonia, Candy è la magia, Candy Candy è simpatia, e zucchero filato e curiosità, è un mondo di pensieri e libertà, è un fiore delicato e felicità, che a spasso col suo gatto se ne va. Candy, oh Candy, nella vita sola non sei, anche nella neve più bianca, più alta che mai. Candy, oh Candy, che sorrisi grandi che fai, che sapore dolce, che occhi puliti che hai. Candy è fantasia, sei, racconta una bugia. Candy è l'allegria che ci tiene compagnia. È un sogno colorato e l'ingenuità, è un desiderio che si avvererà. È un cucciolo smarrito nell'immensità, nel bosco e tra le case di città. Candy, oh Candy, nella vita sola non sei, anche nella neve più bianca, più alta che mai. Candy, oh Candy, che sorrisi grandi che fai, che sapore dolce, che occhi puliti che hai. Nella vita sola non sei, anche nella neve più bianca, più alta che mai. Candy, oh Candy, che sorrisi grandi che fai, che sapori dolci, che occhi puliti che hai. In ogni momento della tua giornata, Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera. scegli la radio giusta. Scegli la radio giusta. Scegli solo Radio Più. Buonasera, sono Lorena Casarin. Ricordo con grande emozione il giorno che decidemmo di prendere un piccolo appartamento a Roccapietore. Val Pettorina, questa è la montagna che piace a noi, ci dicevamo. Siamo vicini a tante località importanti e nello stesso tempo ci troviamo in una zona tranquilla, immersa nella natura. Il piccolo borgo di Palue, una perla di storie e tradizioni che alimentano la voglia di tornarci ogni volta.
Apre il cuore la sera quando, uscendo sul palanzin, ci culla il rumore del pettorina, toccando le stelle in una notte serena. Intanto me la canto, ideato e condotto da Luisa Alchini e Marina Donà. Dialoghi e musica con le storiche voci di Radio Più. Intanto me la canto, l'attualità condivisa con un pizzico di brio. Primo appuntamento giovedì 10 agosto dalle ore 20:30. Ormai siamo a novembre. Ormai siamo avanti. Lorena, ma sei una poetessa? Ma sai, recentemente tornano le poesie qua. Ci vuole la Brunella. Ogni volta tornano le poesie in questa trasmissione. Brunella, devi venire anche tu. Guarda, recentemente mi hai fatto scoprire Palue. E Palue è veramente un paradiso da scoprire. Da Caracoi a Palue, il passo è breve. Esatto. A proposito, aspetta, voglio fare un passo indietro. Non sei d'accordo, Regina? Da Caracoi a Palù il passo breve, col deltaplano. Ma per lei, sai, è abituata Mirko a camminare in montagna, è veloce, per cui no, vabbè, dai, è lì, un sertello. Ma avete visto a Macondo l'avventura dell'avvocato Giulia su a Bramezza? L'avete vista? Devo sentire Costante, se anche lui, se magari Costante ci sta ascoltando, se vuole condividere un ricordo con noi, ben venga. Chi lo sa? Perché da Palue a Caracoi a Bramezza è un tiro di schioppo, sono anche aperte, è anche aperta la caccia, quindi benissimo. Adesso abbiamo perso il filo, vai Luisa. No, stavamo parlando prima di cartoni animati e mi vengono in mente tutti quei cartoni animati che una volta diciamo che soltanto si vedeva Rai 1, Rai 2 e finita lì. Invece mi ricordo quando salivano i villeggianti dalle nostre parti che dicevano che già vedevano Mazinga Z su chissà quale canale, e cavolo, io questo Mazinga Z dopo tanto tempo ho capito quando è approdato la Rai Mazinga Z, ho capito, però già sai, venivano dalla città e ti raccontavano di cartoni animati che tu non conoscevi. Adesso mi hai fatto venire in mente forse adesso ho un po' di confusione in testa, perché nei ricordi a volte qualcosa è un po' intorpidito. È l'età. Ma la fidanzata di Mazinga Z era Venusia, quella con quelle due robe appuntite? E non mi ricordo perché io mi confondo con UFO Robot. Ok. Con Goldrake mi confondo perché tutte e due avevano la fidanzata che sparava i missili dalle tette. Esatto. Dopo andiamo a vedere dopo perché non mi ricordo Venusia, no. Ok. Che chicca ci hai trovato, Mirko? Che il tuo cuore nessuno piega. Io sto tranquillo se ci sei tu, 1000 armi tu hai, non arrenderti mai, perché il bene tu sei con noi. Sembra quasi una canzone distruggi il male. Ma sembra una canzone religiosa. Grazie quasi. Signore, grazie. Il male. Questo si cantava alla CR. Va. E qui ci fa ricordare Luca, che anche lui andava e si sorbiva il rosario. Grazie Signore. È vero, Luca, sì. Ma Luca, hai fatto anche il crichetto? O no? No, vabbè. Allora, non scappava a mangiare il gelato. No. Ragazzi, comunque questa sera Rocca Pietore pullula va veramente alla grande, perché qua abbiamo Margherita Moè che ci sta ascoltando. Ciao Margherita! Ciao Marge! Perché Margherita è bella! No, perché Margherita è vera! Allora, qui Margherita scrive: mi ricordo che in inverno partivamo sopra Digonera con la slitta e si scendeva a Trenino. Quelli erano inverni, dice Margherita. Che bello, il trenino con le slitte, ma dai.
Ma guarda, recentemente leggevo un libro di un autore locale che raccontava come le nostre piste da sci, altro che impianti di risalita. Io gli impianti di risalita li ho conosciuti a piedi. Ecco, quelli erano i nostri impianti di risalita, quelli a piedi. Sì. E si battevano le piste, ce le facevamo da noi, anche il trampolino. Poi io quella volta mi sono anche rotta la gamba, ma non importa. E il bello è che mi ero anche fatta il segno della croce come faceva Piero Gross. Te lo ricordi tu, Stenmark? Piero Gross erano i campioni degli anni 70-80. Esatto. E Piero Gross era solito, prima di fare la discesa libera, farsi il segno della croce. È vero. E anch'io lo facevo, e invece mi sono rotta la gamba. È andata e male. mia mamma, tornando poi alla chiesa, vedi, era una domenica mattina, non sei voluta venire a messa, ti sei rotta la gamba. Che ricordi, perfetto, che ricordi perfetto. Veramente. Sulla neve, Adesso anche sulla mentre- neve ci divertivamo tanto, veramente. Sì, con gli faceva slittini, come freddo diceva però, Marghe. e non avevamo i vestiti termici di adesso. Va bene, grazie Margherita, grazie per il tuo contributo, è stato Che ci bello, fa ricordare, bello. belle Le slitte, cose, le slitte. Adesso io qua parlando di slitte, ho perso il filo. Che cosa abbiamo adesso di musica? Cosa ci ascoltiamo adesso? È un Fammi sentire. Francesco Renga, Tracce di te. Bello. Eccomi, bicchiere tra le dita e gente sconosciuta intorno a noi. Venderei a pezzi la mia vita per essere un minuto come vuoi. Ma guardami, non sono l'uomo che credevi tu, povera madre. Sì, lo so, il tempo passa e non ce la fai più ad aspettare. Qui non c'è mai nessuno che mi parli di te. Io mi perdo nel fumo di 1000 parole per fingere che cerco ancora qualcosa nel silenzio che c'è. E lungo questo cammino io trovo di nuovo le tracce di te. Sai, di te ho sempre quel ricordo, seduta mi accarezzi il volto e poi resti lì con quel sorriso sordo di chissà che ha finito i giorni suoi. Quando anch'io avrò qualcosa forse smetterò di farmi male. Ora no, starò seduto dentro a questo bar ad aspettare. Qui non c'è mai nessuno che mi parli di te.
Ciao Luisa, è sempre un piacere sentirti. Vabbè, io ho tanti ricordi belli, abbinati a delle canzoni, ma diciamo il ricordo più bello che ho, sempre abbinandolo a una canzone, è una canzone francese, si chiama Michel, è molto molto bella ed è stato il mio primo amore. Poi un'altra canzone, Hurricane di Bob Dylan, e lì era una situazione un po', diciamo, così, brutta, però dopo è andata bene, capito? Poi tu che conosci la mia vita, quindi puoi capire che spaventi che mi sono preso. E invece, diciamo, la canzone, quella più bella, quella che mi è rimasta sempre nel cuore, vabbè, Con te partirò, perché mi ricordo molto mia mamma che non c'è più. Quante volte gli ho detto dai partiamo insieme, no? Hai lavorato tutta la vita, dai vieni, come facciamo una crociera io e te, perché io poi non l'ho vissuta mai, né mia mamma né mio papà, che sono stato via troppo presto da casa. E niente, alla fine non c'è stata questa gioia di condividere con lei. Sono andato a fare una crociera e lei non c'era più. Te pensa, mentre partiva la nave, mettono a Bocelli con te partirò, e vabbè, e lì devo dire che una lacrima e anche di più è caduta, però non mi ha visto nessuno. Ciao Luisa. Ciao cara. Oh, ci sono A anch'io. presto. Ciao Luisa. Ciao Luisa. E che? Adesso... Diamocene regolata. Senti che magnifica. Senti Walter, bella guarda che che ci vedete- sono anch'io, non c'è solo Walter, Luisa. mi raccomando. Non farmi litigare con la Luisa. No, ti prego, no. No, però guarda, una vita... Scherzo. Una vita, la sua, molto, molto particolare, molto raccontata anche in diverse, sotto diverse sfaccettature. Quello che colpisce poi quando uno vive delle situazioni molto, molto difficili, lui ha conosciuto la droga, la malavita, e poi quando non hai più i genitori, che magari sai, li hai fatti anche un po' disperare, magari ecco che magari ti ritornano in mente e ti vengono magari un po', forse qualche rimpianto, qualche rimorso, queste cose qua. Io direi che lasciamoli andare, no? Questi sentimenti, facciamoci anche un po'... Ricordi importanti, mi sembra di capire. E ricordi quando si parla di genitori è così. È così, quando non li abbiamo più. Sì. E qua mi fermo perché sennò la situazione si fa un po' più. Sono solo e sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sulle finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte e mancano le parole, e io solo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me.
stai qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so. Esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li rivivrò. Sbaglio o hai la testa fra le nuvole? Direi fra le Dolomiti. Hotel, ristorante, spa, aria pura, panorama mozzafiato. Impossibile non innamorarsi del Park Hotel Villa Imperina. L'autunno e i suoi colori ti aspettano. La montagna è il ritrovo ideale per le cene romantiche, con gli amici, rilassarsi nel centro benessere o fare una passeggiata nel verde. Prenota allo 0437 62 046. Ci trovi anche sui social. Ad Agordo, località Pragrande, Park Hotel Villa Imperina. Il tuo spazio emozioni fra le Dolomiti. Pancera Arreda vi aspetta con tante novità a Feltre e a Belluno per arredare la vostra casa con qualità e convenienza e con pagamenti personalizzati sulle nuove collezioni e sui prodotti in esposizione. Pancera Arreda è a Feltre in Viale Pedavena 60, di fronte alla birreria Pedavena, e a Belluno in Via Vittorio Veneto 111. Da Autosalone Bellani ampia scelta di usati chilometri zero. Ford S-Max Vignale 2000, 190 cavalli, 7 posti, anno 2020, 44.000 km, colore grigio, clima automatico, cruise control adattivo, infotainment con ingressi digitali, navigatore, telecamera posteriore, sedili riscaldati e ventilati, 30.900 euro. Lexus NX Hybrid 4WD Executive, anno 2018, 65.000 km, colore nero, clima automatico, cruise control adattivo, infotainment con ingressi digitali, navigatore, ricarica smartphone a induzione, sedili riscaldati, 29.800 euro. Suzuki Swift 1200 Hybrid 4x4 All Grip Top, anno 2018, 27.000 km, colore bianco, clima automatico, cruise control adattivo, infotainment con ingressi digitali, navigatore, sedili riscaldati, sensori di parcheggio, telecamera, 16.800 euro. Visita il nostro sito autosalonebellani.it o seguici su Facebook. Siamo a Feltre, vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco. Calor Casa, tutto il calore naturale e certificato. L'intera gamma di stufe dei migliori marchi a legna e pellet ad alto rendimento, certificate 5 stelle. Anticipa l'inverno e ordina ora la tua stufa. Calor Casa, scopri tutti i modelli, le novità e i vantaggi fiscali con la più qualificata consulenza. A Santa Giustina in via Feltre 35 e su calorcasa.it. Radio Più. Intanto me la canto, ideato e condotto da Luisa Alchini e Marina Donà. Dialoghi e musica con le storiche voci di Radio Più. E questa sera il tema è i ricordi e abbiamo tanti ricordi da condividere dei voi ascoltatori. Vi ricordiamo ancora il nostro numero di telefono per interagire con noi, è 348 4757 041. Ci potete anche vedere in streaming su YouTube in diretta. E detto questo, abbiamo un messaggio, anche questo molto toccante, devo dire. Arriva da Mariangela. Ciao, io questo periodo in particolare, visto che sto svuotando la casa paterna,
mi riemergono dei ricordi. Ogni volta che ci vado, ora più che mai, toccando con mano tutte le cose che appartenevano a loro, torno indietro con il tempo. Quanti bei ricordi e quanta nostalgia. Il mio cuore è sempre lì. Come ti capisco, Mariangela. Sono momenti difficili quelli quando devi mettere mano ogni nelle case cosa vecchie, ti riporta lì, ogni piccolo oggetto, ogni piccola qualsiasi vero. cosa ti riporta lì Assolutamente. a un ricordo. Ogni oggetto è un ricordo, un profumo, una sensazione, un'emozione. La capisco, Mariangela, so cosa intendi. E col messaggio di Mariangela ci agganciamo ad un altro messaggio di Valentina di Alleghe, che dice: io ho tanti ricordi, ma quello che voglio condividere con voi questa sera è un ricordo speciale, quello di mio nonno, il mio grande nonno. Il mio bambino ha il nome di suo bisnonno e si chiama Francesco. Anche questo è un ricordo bello. I nonni, un ricordo, come dicevo, ritornano sempre, sì, rivissuto no, nei ricordi. con il figlio che porta lo stesso nome. Bello, Valentina. Grazie per aver condiviso tutto questo con noi. Grazie. Grazie. Tu hai qualcosa, Luisa, da condividere? Stavo condividendo, dicevo, l'emozione quando vedo si in pensa. brodo di giuggiole. No, pensavo proprio ai nonni, perché io, grazie ai nostri ascoltatori che questa sera veramente sono attivi, e probabilmente, come dicevo, i ricordi ci risvegliano tante cose della nostra anima più profonda. E parlava prima appunto dell'Ogu, ricordava la mamma. E ovviamente so cosa e quali sono queste emozioni, e anche i nonni sono i ricordi veramente più belli, perché sono quelli legati all'infanzia, e il nonno, la nonna, io sono nonna, chissà se un giorno mia nipote si ricorderà. Ma figurati come se non si ricorderà di di questa nonna qui, ci mancherebbe altro. Va bene, allora aspettiamo ancora tante cose che ci vorrete dire, che vorrete condividere con noi, e io direi che possiamo far partire il brano. Sì, no, dimmi. Volevo dire una cosa che mi è venuta in mente adesso velocemente. Vai, riguardo Luisa. ai nonni. Sì. Che proprio mia figlia aveva condiviso in questi giorni, che lei era molto legata fra l'altro ai nonni materni, e diceva c'è un link che gira che dice: i nonni probabilmente sono coloro che amano di più visceratamente i nipoti, perché sanno che sono i primi a doversi staccare, no? Perché la generazione, se Dio vuole, ecco, se Dio così. vuole, l'hai detta giusta, perché ecco, poi esatto. in realtà lo sa. Ecco, per cui sì. E comunque la canzone che andremo ad ascoltare ora è proprio perfetta, perché risale agli inizi, non so, di che anni erano quelli? Di che anno era questa canzone? Adesso mi sta sfuggendo. Forse era degli anni 50? Forse sì. Poi andremo a vedere. Comunque è Domenico Modugno con La lontananza. Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati, ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi, quelli grandi. La lontananza, sai, è come il vento che va a dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare, e invece
ritornerò. Te lo giuro, amore, ritornerò. Perché ti amo. Ti amo. Ritornerò. Ciao, amore. Ma Il mal di pancia sai far fare vento. Ma dai che mi rovini l'atmosfera. E ma per perché? la strada poi perdi tutto Ragazzi, quanto. vi saluto, ci vediamo prossime settimane. Dai, ma perché mi dovete rovinare sto pezzo? Guarda, questo pezzo è struggente, dai. è bellissimo, però mi dispiace. Io da quando i Bellumat hanno preso in prestito un pezzetto di questa canzone per inserirla in quella dei veneziani, nella quale praticamente cantano il mal de panza. Oddio, c'è la regia che non so. Castiolero everyone, Sargna, sois cesana, che se de gommel trichiana, vadile, polpet lentia e lambi, giamosa gusca stoi limana, I Bellumat, adorati Bellumat. Fra l'altro in questi giorni finalmente è arrivato il premio San Martino a Giorgio Fornasier, più che meritato, direi anche forse un po' in ritardo, molti lo hanno detto, questo. Comunque dai, meglio tardi che mai. Ma che bella sorpresa. Sì, bellissima. Guarda, da cosa nasce cosa? No, io sono legatissima ai Bellumat. Quella la cassetta, me la ricordo, e il libro con tutte le canzoni, e le sapevo tutte, le cantavo. Ma anch'io. Ma i Bellumat sono veramente un'istituzione. È una bella sono cosa. Come, cioè, a livello locale i Bellumat sono come i Pink Floyd, a livello Castiolero everyone, Sargna. E poi, fra l'altro, Pink Floyd, Giorgio Fornasier, pensa che ha suonato nella stessa sera insieme a niente a po' di meno che Mark Knopfler dei Dire Straits, per cui voglio dire, mica abbiamo un micio bau bau, Giorgio Fornasier, perché no? Che poi fra l'altro si è un po' anche riscattato Giorgio, giustamente, negli anni, no? Perché tante volte la nostra memoria era legata ai Bellumat, così in modo anche un po' e i veneziani, cioè, invece diciamo che il loro operato a livello internazionale, quindi non soltanto nella nostra terra, hanno fatto grandissimi successi, grandissimo lavoro, poi fra l'altro anche di volontariato, per cui mi fa veramente piacere questa sera ricordare ci agganciamo. Giorgio Fornasier e ovviamente Gianni Secco, che ha lasciato, lui era il Sargna. Benissimo. Allora, Intanto me la canto, ideato e condotto da Luisa Alchini e Marina Donà. Dialoghi e musica con le storiche voci di Radio Più. Ciao Marina, ciao Luisa, ciao Mirko. Stasera so che la vostra puntata sui ricordi. Io sono un'amica un po' lontana di Marina e con lei ho tantissimi ricordi. Il primo è quando ci siamo conosciuti a Lignano Sabbiadoro. Io ero lì con le mie figlie e Marina era insieme a Simone e Marco. Però penso che uno dei ricordi forse più divertenti che c'è stato è quando ci siamo trovati un weekend, era un weekend, un ponte a Gardaland, e abbiamo aperto la cassaforte dove abbiamo trovato Prezzemolo. Poi ne abbiamo avuti tanti altri, quando abbiamo visto l'alba, quando siamo andati sul Risciò, tantissimi che se mi metto a raccontare faccio io la puntata e questo non è giusto. Comunque tantissimi saluti a tutti voi e buon proseguimento. Ciao da Milano. ciao Daniela, grazie di questo messaggio, ma che sorpresa che mi hai fatto, bellissimo. Questo ricordo che anch'io condivido e che ricordo benissimo, grazie. Saluta Milano, bacio. Ciao. Allora, attenta, adesso qua mi è arrivato un messaggio dove hanno gradito parecchio l'intervento cioè il flash dei Bellumat. Ah, ecco, bene. Allora, abbiamo Margherita che ci dice: le canzoni dei Bellumat
Aspetta che Gira di là, no, gira di qua. Oh, questo mamma telefono mia. mi sta tradendo. Le canzoni dei Belumat quanto le usavano, quanto le ho cantate. Cosa c'è scritto qua? Non riesco a capire. Maltinade. La maitinade alla sposa. Cos'è? La maitinade. Cos'è? No, probabilmente la sposa, sto pensando. Ai Belumat alla sposa non saprei. No, non saprei. Marge, illuminaci. Esatto, perché adesso ci hai lasciato con la curiosità. Va bene, altro messaggio scritto, un altro ricordo molto carino da parte di Monica. Allora Monica dice: come non ricordare le serate al fantastico Pinky Music Bar? Sì. E siamo ancora a Rocca Ma ragazzi, ma vi siete messi Ma d'accordo? che è? Ma cioè, è veramente una combinazione questa? Cioè, non lo so. Cioè gli altri comuni si svegliano un sì, attimo, dai, perché adesso. guarda, il Rocca Pietore sta monopolizzando tutto. E sta monopolizzando la serata. Allora, continuiamo con i grandi Nadia e Max. Sì. Ricordo che la prima volta che ci andai ero stata a vedere la partita di hockey dell'Alleghe, ai tempi Sile Caldaie, nel lontano 1991. Appena varcai la porta sembrava di essere nella pianura padana, perché c'era un fumo di sigarette da paura vera, perché ai tempi si poteva fumare nei locali. E dal jukebox usciva la canzone The Wall, Another Brick in the Wall dei Pink Floyd. Wow. E poco dopo arrivò anche il grande Bruce Cassidy, che mi fece un autografo, pensate, sullo scontrino del Pinky. Sì, esatto, sullo scontrino del locale. Non avevo altra carta, dice. Caspita. Lo scontrino ce l'ho ancora a casa. Bei tempi. Beh, Monica, che Ma bella questa quanti condivisione. locali avevamo noi allora? Ma veramente erano tantissimi. Il Pinky, me lo sono ricordata adesso. Il Pinky Floyd. Sì, il Pinky Floyd. Chissà se Nadia e Max ancora Max era sono in romano, circolazione. mi pare, no? Chi lo sa? Era romano Max, mi ricordo. Sì. Mi ricordo. Chissà, se qualcuno magari li vede, ditegli di andare a rivedere la puntata su YouTube, che così li abbiamo ricordati e li salutiamo. C'era una tappa anche oltre allo chalet al lago, il dopo partita. Quello del Pinky. Sì. Era uno dei locali più quotati, più frequentati. Sì. Era sempre A pieno. proposito di locali che non erano discoteche, dai, cerchiamo di ricordarne qualcun altro. Ti ricordi il Jack a Falcade, ad esempio? Quello, si andava poi dove? Il Focobon a Falcade anche, no? C'era l'Amadeus qui ad Agordo. Sì, no, ovviamente la discoteca, però dico c'erano anche quegli altri un po' locali così, no? Che il Gypsy. L'After Hour. Parco Laghetti di Frassaneto. Ah, vero. Mamma mia. Piper a Magazzopera. Il Gypsy dov'era? Gypsy a Sottoguda. Ah, Sottoguda. Il Gypsy anche. Il Piper con JR che aveva sempre il cappello, quello grande. Il pub in Valcozzena. Anche. Giusto. Qua però ci mancano un po' di locali per ballare, più Mirko. niente qua. Cioè tu che puoi tutto, non puoi metterci una buona parola con qualcuno. Apro qualche locale. Sì. Tipo quello che ti ferma per strada, no? Ma tu che lavoro fai? Lavoro in radio, no? A parte la radio, che lavoro fai? Sì. È vero. Va buono. Sì, che bei ricordi che escono questa sera. Assolutamente, bella puntata, devo dire. Sì. Vabbè, io adesso direi che possiamo dar spazio alla Poi musica. la lascio il messaggio per dopo, che lo voglio leggere dopo, ma si parla anche del non filò, delle fantastiche serate al non filò. Poi riprendiamo anche quello, che lì bei. Ed ora Phil Collins, Do You Remember, Marina? Te lo ricordi? È fantastico. Genesis, Phil Collins, che magia. Do You Remember? But I hear the blame is mine. I called you up to say
see no way to make up, because it seems your mind was set. The way you looked and told me, that's a look I know I'll never forget. You could have come over to my side. You could have let me know. You could have tried to see that distance between us, but it seemed too far for you to go. Tell me, do you remember? Tell me, do you remember? Through all of my life, smile all the way, and all people love money sometimes. They just can't wait to get hurt again. Tell me, do you remember? Oh, do you remember? Things we won't recall, feelings we'll never find. Staying so long to see, because we never seem to have the time. There was always something more important to do, more important to say. And I love you wasn't one of those things, but now it's too late. Tell me, do you remember? Now it's so tell me, do you remember? Now it's so just tell me now, tell me now, just tell me now, tell me now, do you remember? Now it's so do you remember? Oh, now it's so do you remember? Do you remember? Now it's over. Do you remember? Ooh, it's over. Do you remember? Now it's over. Do you remember? Ooh, it's over. Do you remember? Now it's over. Do you remember? Ooh, it's over. Do you remember? Now it's over. Do you remember? Ooh, it's over. Do you remember? Now it's over. Do you remember? Ooh, it's over. Do you remember? Il presidio Libera Agordino, Lucia Precenzano, Salvatore Aversa ti invita a Ripartiamo dai diritti umani, diritto alla salute, dignità e uguaglianza. Sabato 18 novembre alle 20:30 alla Casa della Gioventù di Rivamonte, musical Piccole Donne, messo in scena dalla compagnia TTM in collaborazione con l'associazione Belluno Donna. Ingresso libero, offerte devolute all'associazione Belluno Donna, da 20 anni, al fianco delle donne. Sabato 18 novembre 20:30, Casa della Gioventù di Rivamonte, con Libera Agordino. In collaborazione con la Proloco di Rivamonte, Parrocchie del Poi, Folli ma Speranzosi, Bar Ristorante Molin, Alimentari Beppi Bosol, Panificio Orzetti, Salone Raffaella.
Sei stanco di compromessi? Vuoi solo il meglio per te e per la tua azienda? A Ponte nelle Alpi, Ivo Fontana. Immagina e noi creiamo. Per alberghi, hotel e bed and breakfast realizziamo progetti unici che trasformano gli spazi. Da 70 anni ci impegniamo a offrire solo il meglio, personale disponibile e attento alle vostre esigenze. Dal 1951 a Ponte nelle Alpi, Ivo Fontana è la scelta di eccellenza per la tua struttura ricettiva. Renault. Le storie migliori sono quelle che non smettono mai di reinventarsi. Come quella di nuova Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Motore ibrido da 145 cavalli, fino all'80% di guida in elettrico in città e fino a 900 km di autonomia. Scopri il suo nuovo design deciso e l'esclusivo allestimento Esprit Alpine. Nuova Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Stesso amore, nuova energia. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Renault Dacia Dal Ponte a Belluno, con officina, carrozzeria, centro revisioni, auto di cortesia gratuita. Telefono 0437 91 50 50. Vieni da Dal Ponte a Belluno. Intanto me la canto, ideato e condotto da Luisa Alchini e Marina Donà. Dialoghi e musica con le storiche voci di Radio Più. Le storiche voci di Radio Più. Sì, buonasera ancora a tutti, ben ritrovati, siete su Radio Più con Intanto me la canto, che questa sera vi vuole fare ritornare indietro con il tempo per ricordare cose del vostro passato. Vediamo un po' cosa ci scrive Sabri. Un ricordo. Era un freddo giorno di marzo del lontano 1995 e arrivai in un paesino chiamato Agordo, dove il freddo e la neve facevano da padrone. Che poesia. Un uomo di nome Giorgio mi offrì un lavoro nella sua piccola fabbrichetta. Iniziò così una nuova avventura di vita. È troppo... mi piace. Tutti in questo paese mi ricordano dopo tanto tempo e mi raccontano ancora le chiacchierate con i miei amici vecchietti che ancora oggi incontro e stimo. Ma posso fare un'osservazione? Sì. No, allora, noi montanari siamo magari un po' chiusi, però poi siamo anche molto accoglienti, cioè... tutti questa sera, quelli che si sono trasferiti qua, ne abbiamo avute diverse testimonianze, no? Sì, ci stanno dicendo davvero, tutti che davvero. alla fine si sono integrati bene, ma è così, cioè noi siamo magari un po' burberi, ma all'inizio, come montanari all'inizio, quando rompi il ghiaccio, assolutamente, è fatta. È un normale un po' di diffidenza iniziale, ma questo lo si trova anche in tante altre parti d'Italia. Ad esempio in Sardegna, per dire, no? Hanno anche loro questa mentalità che sembrerebbe un po' chiusa, però una volta che tu sei ma entrato in l'importante confidenza, è entrare in punta di piedi, con calma, con educazione. Esatto, quello è secondo me. Scusa se ti ho interrotto. No, è che ero entrata, sai, nel ricordo. Ho visto. Sono passati tanti anni ormai, ma in quel paesino di montagna, lontano dal mio amato mare, ho incontrato persone che mi vogliono bene. Mi fermano a fare due chiacchiere, mi chiedono come sto, a volte un sorriso, a volte qualche lacrima che scende sul viso, triste, nei ricordi di persone care che non ci sono più. Nei negozi mi fanno sentire a casa. E con tutto questo racconto vi voglio solo dire grazie a Agordo dell'accoglienza. Però aspetta, nei negozi, questa non l'ho capita, nei negozi mi fanno sentire a casa, che significa? Vuol dire che non che paga? No, perché no, com'è sta storia? Anch'io voglio, cioè... anch'io voglio sentirmi a casa. No, Sabrina, domani scusami, sai che io sono una giocherellona, quindi mi perdoni, vero Sabri? No, vabbè, grazie di questa Ve tua voi ben anche ci dice ve voi ben, amati Agordini. Lo vedi che la cosa è reciproca? È reciproca? Sì, è reciproca. Grazie Sabrina. Che bello. La mia canzone dei ricordi è di Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word, che avevo imparato a memoria senza capire un H di inglese, e cantavo invece che studiare, e mi compravo un disco ogni tanto e lo ascoltavo fino a che mi entrava dentro, perché non c'erano tanti soldi, quindi si comprava un LP alla volta e quell'LP si imparava a memoria. E mi affezionavo ad ogni singolo cantante o ogni singolo gruppo. Era bellissimo.
si assaporava veramente intensamente la musica, perché era preziosa, perché era rara, perché era difficile incontrarla e quindi sembrava di avere un gioiello tra le mani ogni LP di vinile che compravamo, che scartavamo, che ascoltavamo insieme. Tempi meravigliosi. Arrivederci, e siamo entrati in vivo verso pienamente nella poesia e ciao. Che bello, No, però bello, no, cioè, dai, io a parte sono gli veramente scherzi. entrata Sì. in un'atmosfera. Cioè ci ha fatto rivivere proprio quel momento, Hai sembrava di presente? essere lì, veramente. Bello, bello. Sembrava di essere, sì, di rivivere proprio quel momento. Grazie Brunella. E grazie anche per aver così ricordato la musica come veniva vissuta qualche tempo fa. Make you want me. What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. Oh, it's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? What am I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? What have I gotta do? And sorry seems to be the hardest Magia, ma Brunella, ma che gusti hai? Che poi fra l'altro ha pronunciato benissimo il titolo della canzone e mi viene anche da ridere perché quando eravamo piccoli, io l'inglese ho iniziato a studiarlo alle superiori, poi si studiava il francese all'epoca, e come si storpiavano le canzoni. E mi ricordo era Self Control di Raff, io cantavo You Take My Stuff. Ah, ok. You Take My Stuff. Niente, si A cantava. proposito di staff, beh, siamo un bello staff anche noi questa sera. Siamo fuse. Abbastanza. Qualcuno ci ha detto che siamo fuse. Chi è che ci ha detto queste due sono fuse? No, però ma poi ha detto sono anche adorabili, quindi dai. Si è salvato in corner. Però O salvata. se anche non scriveva che siamo adorabili. Già fuse ci piaceva. Perché Sì, proprio ci aveva proprio azzeccato. Quindi. Decisamente. Molto bene. Ok, adesso vado con un messaggio vocale o con cosa andiamo? Abbiamo Marco Mengoni.
La radio. Allora, il mio ricordo è quello di una sera di inizio ottobre di 5 anni fa. Ero all'ospedale di San Martino di Belluno, reparto medicina, ed ero andata a trovare mia mamma malata terminale di tumore. Ero tanto triste perché della donna tenace che era stata mia mamma ormai praticamente non rimaneva niente. Avevo di fronte il fantasma di quello che era stata mia mamma. Stavo cercando di tirarle su un po' al morale in qualche modo. Ad un certo punto entra in camera un ragazzo simpatico con il camice bianco e un nasone rosso. Era un dottor clown in servizio di volontariato all'ospedale di Belluno. Fa un po' di battute, un po' di bolle di sapone, si mette a scherzare con noi. Mia mamma a un certo punto l'ho vista illuminarsi e ha sorriso. Quando sono uscita poi dalla stanza mi è scappata la lacrima perché mi rendevo conto che la situazione di salute di mia mamma era veramente agli sgoccioli. Il dottor Clown se n'è accorto, non mi ha detto nulla, mi ha semplicemente abbracciata e regalato un fiore di palloncini e poi se n'è andato. Mia mamma si è spenta una settimana dopo. Non so chi fosse, però gli devo davvero l'ultimo sorriso di mia mamma ed è il regalo più bello che potessi ricevere da uno sconosciuto. Ma io spero che adesso cosa possiamo dire? Questa che intanto che È un bel intanto me la ricordo. canto, no. Che l'associazione Dottor Clown di Belluno è una delle eccellenze che abbiamo in provincia. Sì. Sono dei ragazzi bravissimi, li ho visti anch'io all'opera, sono veramente eccezionali. Non è facile neanche fare questa cosa, No, ci no, vuole no, una no. preparazione, non è semplicemente tra virgolette fare il pagliaccio, assolutamente No, ci mancherebbe. Allora io ho un'amica di Alle che si chiama Barbara che ha fatto per tantissimi anni Dottor Clown e mi raccontava che, cioè mi ha raccontato tante di quelle cose, ma cioè, che veramente difficile riportarle. Sì, sapere entrare in quegli ambienti, in quei momenti, in quelle situazioni, portare il sorriso è nobile, è nobile. Comunque Lara, guarda, eravamo tutti e tre veramente qui molto quasi ipnotizzati nell'ascoltarti. Sì, ci sono... Perché ti sei spiegata proprio bene, abbiamo proprio sentito le tue vibrazioni a livello emozionale. E sono arrivate. Grazie, Sì. grazie. Perché Grazie per questo tuo ricordo, anche perché è anche per tua mamma che magari da lassù, chissà, magari se può ascoltare, anche lei ne sarà contenta, insomma, quindi grazie. E salutiamo tutti i Dottor Clown. Sì, e tutte anche che dai, ci sono diciamolo, in giro. anche tutte quelle associazioni che appunto si Sì. occupano di anziani, di bambini, di ammalati, e sono davvero tante in Agordino, nel tutto il bellunese. Veramente vale la pena ricordare anche loro in questa serata. Sì, mi pare che la regia ci ha Molto fatto un toccante. cenno. Sì. Sì, è arrivato un altro messaggio, lo andiamo a leggere subito, ma ne abbiamo ancora veramente tanti. Sì, quindi ma rimanete arriviamo, sintonizzati perché, abbiate fede. cioè, questa sera avremmo avuto bisogno di una segretaria o di un segretario. Ci attrezzeremo. Allora, salutiamo Ida Pezzè da Col della Roa, ancora Rocca Pietore. Ciao Marina, ciao Luisa. Ciao Mirko, sono la Idez, questo è il suo soprannome. Ciao Idez. I miei ricordi, Gianluca Decima. No, questo è un altro. I miei ricordi. Allora, Idez si ferma. No, la Idez fermala. Idez dice i miei ricordi, punto di domanda, e poi non dice più niente. Ah, ok, Va no, bene. pensavo che il suo ricordo era Gianluca Decima, che qui non facciamo qualche pasticcio. Ma guarda, è così che poi escono. L'avete le voci fatto, strane. Ma avete già messo Gianluca con la Ide? Li abbiamo accoppiati. Ma ascolta, stasera.
Tu ci devi procurare un No, io vi devo stare a te, devo farvi da badante. A proposito di anziani, sì. Magari. sai che bel body. Io wow. ne sarei contenta, e tu, Luisa? Sì, altro che. Ormai l'hai detto. Va bene. Allora, ritorniamo da Gianluca Decima, che probabilmente non conosce Ida, ma gliela presentiamo stasera. Ti presentiamo Ida, a posto. Poi abbiamo... Ma lo avete salutato? Vi ho proprio chiesto. Ciao Gianluca! Ciao Gianluca! Ciao. Gianluca, io non Ciao. so se poi tu dopo questo vorrei ancora farti salutare da noi. Ho i miei dubbi, però dai, perdonaci, siamo umane. Ma sì, siamo ragazze, su, dai, Ciao, Gianluca. si scherza. Eravamo così belli, o almeno ci sembrava, ed un giorno normale era sempre un giorno speciale, con la riga di lato e sogni oltre l'aldilà. Facevamo le conte, i pensieri nel dettato e le notti a studiare canto e matematica, con le spalle scoperte la musica di mamma e papà. Roma, il sistema solare, il cuore chiuso nella pelle. Cos'è che ci fa sentire ancora sulle stelle? Ma è chiaro che siamo noi. Ma è chiaro che siamo i biscotti inzuppati nel latte, con i discorsi dopo mezzanotte, e ci ridiamo ancora, e ci piangiamo ancora qua. Mannaggia la Befana, ma quanto ti ho voluto bene, te ne voglio sempre di più. Se chiudo gli occhi vorrei crollarti addosso. Roma, le fontane scacciate, Alberto, soldi nelle tempie. Cos'è che ci fa sentire polvere di stelle? Ma è chiaro che siamo noi. Ma è chiaro che siamo i biscotti inzuppati nel latte, con i discorsi dopo mezzanotte, e ci ridiamo ancora, ci piangiamo ancora qua, e non c'è un'altra cosa più vera e più bella di questa. Fa culo tutto, questi sono i nostri anni, i nostri anni, questi sono i nostri anni, i nostri anni, e questi sono i nostri anni, i nostri anni. Questi sono i nostri anni, i nostri anni, questi sono i nostri biscotti inzuppati nel latte, con i discorsi dopo mezzanotte, e ci ridiamo ancora, e ci piangiamo ancora qua, e non c'è un'altra cosa più vera e più bella di questa. Fa culo tutto. Questi sono i nostri anni, i nostri anni, questi sono i nostri anni. Radio Più. Ciao, sono Vitto, 71 anni. Con mia moglie Patrizia ci siamo trasferiti a Rovigo tanti anni fa per motivi di lavoro, ma il nostro cuore è a Padova e a Palui. Questo è il mio ricordo. 3 gennaio 1979. Da 2 mesi Patrizia ed io ci siamo fidanzati e da 2 mesi lei mi parla di Rocca Pietro e della Val Pettorina, che non conosco nemmeno di nome. Decidiamo per una gita giornaliera da Padova ed arriviamo a mezzogiorno. La strada, completamente ghiacciata, ci obbliga a fermarci ai piedi della salita per Col di Rocca e proseguiamo a piedi. L'abitato di Col è immerso nel bianco, nel freddo, nell'ombra del sasso bianco. In giro non c'è anima viva. Si sentono i nostri passi sul ghiaccio ed il nostro respiro.
è bellissimo. Ho la sensazione di essere in un altro mondo, in una nuova dimensione. Alla sera al telegiornale diranno che in quella zona del Bellunese è stata registrata la temperatura più bassa in Italia in quel giorno, meno 21 gradi. Nello stesso anno andiamo in Val Pettorina anche durante l'estate e da allora è la nostra seconda residenza. Il ricordo di quel primo freddo incontro mi ha lasciato il segno in un'emozione che rivivo ogni volta che inizia a nevicare. Che meraviglia! Adesso io ho una domanda da fare al sindaco di Rocca Pietore. Andrea De Bernardin, ma li hai pagati tu questa sera? Cioè abbiamo veramente questa sera Sì, ma sembra la serata dedicata al comune per di Rocca promozione Pietore. del territorio di Rocca Pietore e di incredibile. Palue in particolare. Incredibile, incredibile. C'è molti paluani. No, vabbè, c'era anche Caracoi, c'era anche sì, Digonera. Siamo andati anche a... Aspetta, dov'è che siamo andati? Digonera, Saviner di Laste. Lì, appena lì dall'altra parte, 2 passi. Sì, no, è tutto comune di Rocca Pietore. Caspita. Grazie Vito di questo bel ricordo. Allora, abbiamo ascoltato Tommaso Paradiso, 25 giugno 1983. Lo sapevi? Lo sapevi, Mirko? Cosa succedeva? È nato il 25 giugno del 93? Dell'83, A scusa. 40 anni? Sì, a 40 anni. È nato il giorno di Radio Più. Classe. Esatto. Dobbiamo gemellarlo. Dobbiamo gemellarlo, assolutamente. Ma dai, non si può contattare in qualche maniera? Tu che puoi tutto, Mirko, dai. Che fra l'altro in questi giorni, Dai, recentemente, attivati. sta girando nei pub, perché canta per i propri fans. Magari se ecco, vedi, non abbiamo più il Pinky, non abbiamo più dove lo mettiamo noi Tommaso Paradiso? Qui in giardino. In giardino, sì. Ci sta, cioè bellissimo. Ci sta. Poi a lui piace il buon vino, si riscalda. Per Andiamo cui... sotto la vigna, tra la vigna e il fico. Una ficata. Questa ti è venuta bene. Molto, ma molto bene. Dai, che c'è anche, a proposito di Tommaso Paradiso, qui si parla anche del famoso Paradiso di Sedico dove si andava a ballare, altra discoteca. Qui ci sono altri ricordi, occhio, vai Luisa. Eccoli qua. Allora, che ci arrivano niente po' di meno che da Monica. Allora, eccomi, guarda, questo ricordo mi sembra il mio. Mio primo remember di tempi d'oro sono le favolose ex-fest al No Filò. Ci stavano. La mia prima in assoluto è stata Santa Barbara 1992, che si concludeva sempre con un classico degli U2, e tutti, sono secco all'istante, si cantava, no? Sì, veramente? Sì, me lo ricordo, era bellissimo, bellissimo. Così si concludevano le serate al No Filò. Ecco, i cencini che favolosi. Ok, avevo non qui... si può più bere Scusa. a proposito di storpiare le canzoni, per no? piacere, mi rifai il finale degli U2? Sì. Sono secco all'istante. Ecco. Ma sai che io non me la ricordo ma tu Mirko te la ricordi? Degli U2. No, questa non me la ricordavo. Ma neanch'io non me la ricordavo. Ma I Luisa. tempi d'oro. E tu hai avuto qualche frequentazione anche Cinciniche? Niente, no? No, se solo trovate il primo marito, figurati, a Cinciniche. Solo. Ma quanti vuoi darmene di mariti? Scusami. Qualche fidanzato anche, insomma, prima del marito, insomma. Aspetta, ferma. No, adesso mi avete dato un assist. Cioè io a questo punto saluto un mio grande amore di Cinciniche, il Cook. Ciao Cook. Che mito Cook. Il Cook era quotatissimo. Dopo Mirko c'era il Cook. Prima c'era Mirko e poi c'era il Cook. Quello ovvio. Vi devo staccare un assegno subito o aspetto alla fine? Ma anche adesso che magari poi ti dimentichi. Magari ci fai una girata a quello di Bernardin, così facciamo Così facciamo girare un po' l'economia questa sera. Ok, torniamo alla nostra Monica. Avevo 15 anni e la mia mamma non era tanto d'accordo che ci andassi, ma le mie amiche, figurati con quel finale là, poi ci andavano e quindi non potevano non andarci anch'io. La canzone che in assoluto più mi ricorda quella serata è High in the Sky di Alan Parsons Project. L'avevano messa durante la mitica lezione di Miss Santa Barbara.
Questa canzone è È vero bellissima. che c'era anche la Miss. Ti ricordi, sì. Sì. Poi come non ricordare le stupende domeniche pomeriggio al Paradiso o al Concorde, dico io, o all'Amadeus. Partivamo io e le mie amiche una corriera ad Agor dalle 14:30 e poi in stazione a Belluno c'era il bus navetta gratis. Sì, certo, so. Sempre stracolmo di gente perché ai tempi eravamo in tanti, che ci portava al Paradiso. Mi ricordo che al piano inferiore c'era la musica disco anni 90 e nella sala grande al piano superiore invece facevano gli anni 80. Il mio ricordo era la fila interminabile su per le scale, giù per le scale e le canzoni che più mi ricordo quel periodo. Vabbè, poi ne ha citato un po' di canzoni. Sì, era il periodo fantastico delle discoteche, Paradiso, Concorde, Dodos. Anche di pomeriggio, ma come dicevo prima mancano queste cose. Senti, ma tu sei stata la prima DJ allo chalet di Pedi Francesca, secondo me. Sì, è vero. Sei stata la prima DJ, primissima, eri sì. piccola, 13-14 anni. Avevo, 12 anni, 13. Mixavi da schifo, eh? Non è vero. No. Sì, ma quell'età lì. No, ma che mixavi da schifo. Non credeteli, Mixavi da schifo, però facevi la tua sporca figura come DJ. Sì. Ma non è vero. Poi sono arrivati i DJ veri. Non è vero. Eros DJ fra i tanti. No, eri bravissima alla radio, ma in discoteca mixavi da schifo. Ma non è vero. Ma sì, non prendevi la battuta, facevi un disastro, facevi fermare la gente. Poi ti sentivano alla radio, eri bravissimo. Ma come DJ mixavi da schifo. Guarda che ho ancora. Guarda che ti prendiamo qui un sabato sera e facciamo la serata con i tuoi mixaggi. Va bene. Poi chiudiamo la radio quella sera. Ci facciamo dare il voto d'abisso. Ecco, esatto. Vuoi provare a fare un mixaggio? Sono qui i piatti, eh? Ecco. I dischi sono lì, eh? Accetto la sfida. Ma scresciavi anche? Assolutamente Cosa sì. vuoi che facevo gli scresciasse? specchi. Scorreggiasse più che altro. Anche quello. I can read your mind. Don't leave false illusion behind. Don't cry, I ain't changing my mind. So find another fool like before. 'Cause I ain't gotta live anymore, believing some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind. And I don't need to see anymore to know that I can read your mind. 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 I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. 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 Intanto me la canto, ideato e condotto da Luisa Alchini e Marina Donà. Dialoghi e musica con le storiche voci di Radio Più. Allora, un mio ricordo è un giorno che sono passata a Radio Più e c'era lì Reolon, ex presidente della provincia, mi sembra, speriamo di non fare errori, e che io gli ho stretto la mano e gli ho detto sono una sua grande fan. Cioè lui mi ha guardato con una faccia un po' così, ci siamo fatti una risata e via.
Sono Monica Bonifacio. Ascoltaci in FM dal tuo smartphone o in streaming in tutto il mondo. Radio Più, ovunque tu sei. Ricordo che ho incontrato una persona davvero speciale in un momento difficile e duro della mia vita. Credo che sia stata la battaglia più difficile che io abbia mai affrontato, e per fortuna ero sostenuta da una persona in gamba che sa fare il suo lavoro e che non si è mai persa d'animo, anzi mi ha sempre incoraggiato, dato la forza per andare avanti. Ringrazio lei perché mi ha creduto, perché quando succedono determinate cose bisogna fidarsi, e la ringrazio davvero perché si è fidata di me. Io ho ricambiato la fiducia e posso dire che oggi sto bene, grazie anche a lei, e so che ci sarà sempre, perché fino ad oggi non mi ha mai abbandonato, nonostante io adesso stia bene tutto quanto. Lei è sempre presente e io le voglio tanto bene. Sarà una delle persone più importanti della mia vita, che porterò sempre nel cuore. Scegli solo Radio Più. Ma allora, facciamo intanto un piccolo commento su questo ultimo messaggio che abbiamo sentito. Se ho ben capito, questa ragazza, mi sembra una ragazza dalla voce, sì, no? Ha avuto un aiuto da una persona e quindi il suo giudizio è molto bello. Quindi il messaggio che questa ragazza vuole lanciare è che ci si può ancora fidare, c'è ancora qualcuno che ti aiuta, insomma, in un mondo dove forse a volte si ha l'impressione che ci sia tanto egoismo, no? E tanto menefreghismo e tanto individualismo. E quindi mi piace questo messaggio, perché è bello invece credere ancora in qualche cosa, in dei valori come quello dell'aiutarsi, del non lasciare che le cose vadano male, del fare il non vedo, non sento e non parlo, cioè non va bene. Ogni tanto bisogna anche avere il coraggio di aiutarsi e di sorreggerci. Almeno mi sembra che questo era il messaggio. Questo proprio il ricordo del bene ricevuto. Esatto, brava. Che non si dimentica mai. Esatto, mai. quindi credo che questo messaggio sia stato molto importante. Io davvero ti ringrazio di avercelo mandato. Supermercati e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa. Ciao Anna, fai le parole crociate? Certo, vediamo se questa la sai. 5 orizzontale, 12 lettere. Ma è facile. Super offerte. Giusto. Solo fino al 15 novembre. Fiesta Ferrero da 360 grammi a solo 2,79 €. Gioia Verde Rana da 250 grammi a solo 1,99 €. Super offerte. Supermercati e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa. La Falegnameria, nuove idee su misura, ti offre qualità e tanta creatività per una casa davvero unica. Siamo gli artigiani che trasformano il legno per la meraviglia dei tuoi occhi. Ci definiscono i chirurghi del legno perché amiamo tanto la cura dei dettagli, quelli che fanno sempre la differenza. La Falegnameria, le nostre nuove idee su misura diventano stile pensato per te. Vieni in via Feltre 81 a Sedico o chiamalo 0437 44 20 64. La Falegnameria, la tua casa, proprio come la vuoi tu. Radio Più nelle Dolomiti. E rieccoci ancora con Intanto me la canto in questa bellissima serata di questo 14 novembre 23. Vediamo un po' che ore sono quasi le ore 22:30, quindi siamo in diretta. Abbiamo adesso altri messaggi, mamma mia, ma quanti siete stati a messaggiarci? Troppi, abbiamo bisogno di un segretario o di una segretaria. Allora, abbiamo Ida che in questa serata vuole ricordare una serata passata tanti anni fa in taverna con degli amici di lavoro, con una persona che non c'è più, purtroppo.
Quindi Ida vuole ricordare Gildo con tutte le barzellette che raccontava e vuole ricordare anche tutta la compagnia di quella famosa serata in taverna. Grazie Ida, lo ricordiamo anche noi con te. Poi dice anche saluti a Decima, visto che hai fatto la coppia prima, lei saluta Decima, chiudi il cerchio. Ah, è vero, c'è scritto in coda. Li abbiamo accoppiati. Sì, è vero. Gianluca Decima, c'è la Idez, Ida Pezzè che ti saluta. Adesso voglio vedere se avrai il coraggio di contraccambiare da cavaliere. Starà dormendo Gianluca. No, dai, è ancora presto. No. È troppo presto, dai. No. Poi abbiamo ancora Giovanni Schiano. Si dice Schiano o Schiano? Mettici un attivio fuori Schiano. Giovanni Schianto e sei un po' uno Schiano. Schiano. A proposito di Schianto, tu prima fuori onda hai detto che io invece mixavo bene. Per favore dillo in diretta adesso. Perché Ho detto che mixavi da schifo, no? Ecco, vedi, e ci hai anche minacciato dicendo che hai una cassetta e ce la porti. È vero, spero che funzioni Una ancora. bomba. Anche no. Non abbiamo più le La voglio piante. io invece. Ok. No. La voglio io Non con hai la mangiato. dedica sopra No. per Luisa, Mix Marina, come si usava una volta, no? Però io Mix accettato by Marina Marina. faceva bene la radio. Però io, come faceva, la faccio ancora, mi auguro. A quel tempo facevi bene la La radio. facevi già ma bene. mixavi da schifo. Va bene, dai, intanto io comunque ho accettato la sfida. Con quanti RPM partivi? Ma ascolta, fammi Cosa leggere sono- il messaggio. Cosa sono gli RPM? Gli RPM sono i giri Bravo. che tu puoi. Ma dai, Mirko, grazie. Sono le battute. Le battute, quelle che facciamo anche Giri questa di sera. cosa? Giri di valzer. I giri di valzer, le battute, dai. Bisso c'ha la pelle d'oca anche così. Bene, dai. E dopo questa strigliatona, dopo questa pubblicità a Marina DJ, io direi di leggere il messaggio di Giovanni Schiano. Giovanni, non farci caso, sono un po' cattivoni. Allora, il ricordo che Giovanni condivide con noi è quello della cometa Hale-Bopp, si dice così? Hale-Bopp, 1997-98, che illuminava il cielo notturno di Cencenighe mentre andavo nella palestra della scuola media per i corsi serali, con i piedi nella neve. Impagabile. Sai che l'ho vista anch'io? Quella? Sì, me la ricordo anch'io. Bella. Anche io ricordo le serate di ginnastica con Schiano a Cencenighe. Faceva jazzercise. Ah, dai. Sì, bellissimo. Quelle me le sono perse, Sì. purtroppo. Sì, era molto bello. E Era Giovanni... un'attività- No, vai, Schiano. Sì. Schiano. Sì. Giovanni ci dice, non è che per caso il brano degli U2 era Sunday Bloody Sunday? Ah, può essere, sì, può essere. Allora anche lui si ricorda allora non era sul qualcosina. secco all'istante, no? No, ma comunque No. anche lui se lo ricorda, quindi lui Com'è che sa. faceva al finale? Sul secco all'istante. Partiva il coro, tutti assaltavano. Ah, che bello. C'era anche il Cook, sai, che faceva il coro. Bono ti denuncia. Anche perché ogni tanto viene da queste parti, dicono. Eccola qua, beh, questo pezzo è... Come si fa a dimenticarlo questo pezzo, eh? Mamma mia. Mitici O2. Mamma. Dov'è che si diceva la frase qui? Sul ritornello. E tutti partivano. E si caricavano, no? Con la birra da una parte. Sì, vabbè, però non si può bere, ragazzi, poi... Scusa, la birra da una parte. Sì, da una parte. E da quell'altra? E la mano alzata, no? La mano alzata da quelli veri, no? Però con quello sguardo lì, Mirko, cosa stavi pensando tu? Perché, cioè, come niente. Ma tu non li hai mai visti? Vedi come fa? No. A chiudere, andavi via prima allora, non arrivavi alle 3, No, alle i 4. miei sabati sera sono stati sono trascorsi per 30 anni in uno stadio di hockey su ghiaccio, mentre voi andavate A ballare, a mixare. a darla amorevolmente il sabato sera.
Io ero negli stadi a prendere freddo con Bruce Cassidy. Esatto. E poi noi aspettavamo Chitarroni e NC, li aspettavamo poi in discoteca. Certo. E Circelli. Ma Perché Rosella stasera non... Sì, la Rossella l'abbiamo sentita all'inizio. Ha aperto Ma il era programma. lei? Sì, era lei che È vero, cantava. era il primo messaggio, è Il vero. primissimo di apertura, Sì, la no, Rossa. hai ragione, era il primo. Sì. Il regista sta ridendo, cosa abbiamo combinato? Ascolta, mentre te la stai ridendo, io ne approfitto, siccome abbiamo ancora tanta roba, per leggere anche questo messaggio della Luciana. Luciana Callegari, finalmente qualcosa anche fuori dal comune di Roccapietore, fuori dal comune di Roccapietore. Perché Sottocuda in che comune è? Scusa, perché comincio a avere... Attenzione, perché lei è Sottocuda, originaria ma è di... di Sottocuda? Sì, però lei è originaria di Selva di Cadore, quindi volevo sta scrivendo da Sottocuda. Ma ti Mannaggia, io volevo E spostarmi. stasera anche lei rientra nel piano di De Bernardin. Scusami, ma tu sei residente in che comune? Io volevo fuorviarvi, Tu sei residente a però mi avete Roccapietore. fregato. No, io sono residente alla Valle Agordina. No, non è vero. È diventata dai. una teca. No, non è vero. Anch'io sono di Roccapietore, orgogliosamente. Il sud, l'abbiamo lì capito. sul lago. Lì sul lago. Vabbè, comunque Luciana, io ho ripreso le tue origini proprio per uscire dal comune di Roccapietore. Mirko mi ci ha fatta rientrare, però salutiamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando e tutti quelli di Sottoguda. Buona serata, grazie per la compagnia che ci fate. Beh, grazie a te Luciana, grazie a te Luciana. per averci scritto. La dissonde. Bene, allora dopo aver ascoltato anche gli U2, visto che li hai fatti spopolare con i ricordi del Nofilò, adesso andiamo con Claudio, che in questa canzone invece non si ricorda proprio più niente Allora della sono sera secco prima. all'istante. Sì, allora. sì. Era proprio... Sì. Strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu. Forse era meglio quando con le tue mani, come se fosse un gatto, allisciavi lo schermo del tuo telefono. Non ho più visto il meteo ieri, non voglio uscire, ho dei pensieri da sopportare. Forse sono cambiato, non ti porto più le rose, l'8 marzo le mimose, e un cinese mi ha detto che sono un glande. Io mi sento più un coglione onestamente, e l'altra sera poi non mi ricordo proprio niente. Sei tornata con me un'altra volta, una rivincita, ma poi è tornato tutto come prima. Il cane abbaia, l'asino raglia, e diventa un posto brutto anche le Hawaii senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore, mi sono accorto che era marrone, cacao del cucciolone, o forse ancora di più. Mi sento meglio, ora per rimpiazzarti mi chiudo dentro al bagno, scegliendo un video adatto sul mio telefono. Anche se piove volentieri, io voglio uscire, ho dei pensieri da sotterrare. Forse non è sbagliato, ti sparavi solo pose, le domande sospettose, e un cinese mi ha detto che sei una stronza, e non ha sbagliato neanche la pronuncia. Dell'altra sera poi ho ancora a casa una cannuccia. Sei tornata con me perché avevi il ciclo, ti sentivi romantica. Intanto niente adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia, e diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore, mi sono accorto
che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu. Pancera Arreda vi aspetta con tante novità a Feltre e a Belluno per arredare la vostra casa con qualità e convenienza. E su tutta la collezione Veneta Cucine, pagamenti fino a 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111, e a Feltre, in viale Pedavena 60, di fronte alla birreria Pedavena. Cari amici della birra, è tempo di una breve pausa. La fabbrica in Pedavena, la Valle Agordina, chiude per ferie dal 5 al 23 novembre. È il momento di ricaricare le batterie, rilassarsi e prepararsi per una ripartenza invernale ancora più spumeggiante. Dal 24 novembre torneremo più forti che mai. Sarà una vera esplosione di birra attività, con le nostre prelibate birre artigianali e tante sorprese in serbo per voi. La fabbrica in Pedavena, dove l'arte della birra incontra la passione. Non vediamo l'ora di rivedervi dal 24 novembre. Salute! Immagina che non ci fosse Radio Più. Intanto me la canto, ideato e condotto da Luisa Alchini e Marina Donà. Dialoghi e musica con le storiche voci di Radio Più. Ciao Marina, ciao Radio Più. Sono Marisa Righetto e vorrei condividere con voi questo ricordo di un caldo pomeriggio di febbraio del lontano 1999. Io e Luca e il mio terzogenito scendavamo dal Passo Fedaia dopo un'entusiasmante giornata di sci e ci siamo inoltrati nel piccolo villaggio di Palue che non conoscevamo. I primi raggi di sole facevano capolino dal Sasso Bianco e seduta su una panchina davanti alla sua abitazione c'era Elisa, la nonna di Gabriella, che ci parlò della sua vita e di questo piccolo borgo. Amore a prima vista. Da allora Palue e la Val Pettorina per tutta la mia famiglia diventò, oltre che la seconda casa, motivo di orgoglio per far conoscere una realtà dell'alta montagna, meno conosciuta ma più vera. Grazie. Radio Più accende i tuoi sensi. Grazie Marisa, Ciao, grazie Marisa. mille. Ciao, un bacio e saluti a Palue. Palue questa sera spopola. Adesso andiamo ancora più su, dove fa ancora più freddo. Andiamo su ad Arabba e leggiamo il messaggio di Alex. Buonasera ragazze, come sempre è un piacere ascoltarvi. Ecco una mia versione sui ricordi. I nostri ricordi sono come dei vestiti, alcuni dei quali sono necessari ed indispensabili, altri un po' meno. Allora mettiamoli tutti in una valigia, vediamoli di un colore e forma, vediamoli di che colore e forma sono. Ciao, sono proprio brava a leggere. Conosco un ottico. E mettiamoli come vorremmo farlo, ben piegati o alla rinfusa. Ed infine salutiamoli. Chiudiamo la valigia e ringraziamoli per aver fatto in modo di essere oggi ciò che siamo. Senz'altro più forti e resilienti di prima. E poi iniziamo ad agire sperimentale, ad assaggiare e promuovere nuove esperienze. La nostra mente è progettata per creare ogni giorno dei nuovi ricordi e solo noi possiamo farlo in modo che siano migliori, anche quando ci sembra tutto nero. Un giorno, guardando indietro, saremo fieri di noi per aver superato anche ciò che temevamo di non riuscire a sopportare. Buona diretta e viva i ricordi! È interessante quello che dice Alex, perché tante volte è necessario rielaborare un po' il nostro passato affinché il ricordo possa essere vissuto serenamente. Assolutamente. Perché alle volte magari ci sono dei ricordi talmente traumatici, brutti, che ci influenzano anche il presente, quindi è importante far pace con quello che magari anche di brutto ci succede e far tesoro invece di tutti i bei ricordi che abbiamo ascoltato anche questa sera, fra i quali anche quelli di Marisa, questo ricordo che poi l'ha portata fra l'altro ad impegnarsi in questa maniera così attiva in questo piccolo villaggio di Palue. Poi comunque i ricordi quelli che ci fanno stare male, se elaborati in maniera giusta, poi ci porteranno a vivere le cose in una maniera più
liscia, no? Più Serena. leggera, serena, perdonandoci anche di eventuali cose che magari non ci piace ricordare. L'emittente del Lagordino. Ciao, buonasera, come va? Tutto bene? Beh, mi sembra una cosa abbastanza carina. Ma un ricordo di che genere? Così almeno so almeno cosa raccontare. Allora, un ricordo che mi viene in mente, che ho letto da poco, che nel 2024, se non sbaglio, riapriranno tipo i serrali. E ridaglie. Mi Siamo ricordo sempre là. che con la mia famiglia Sì. avevamo noleggiato a Malgacciapela le il slitte trenino. e Ah, siamo le scesi per i serrai, per tutta la strada dei serrai che era innevata, con le slitte, ed era stato veramente molto bello perché comunque si vedeva tutto il paesaggio innevato con la neve, poi è stato divertentissimo. E questo è il mio ricordo. Bello. Sì. Noleggio il trenino. Lo facciamo perché ce lo noleggiamo ci anche noi piaceva il Mirko, quando viene la trenino. neve. Il trenino. Però devono aprirli questi serrai Facciamo prima il trenino e fa finta di non capire. Noleggiamo il trenino. Il trenino. Ci mettiamo le catene. se serve ci mettiamo anche quelle. Comunque la puntata di questa sera è in collaborazione con il comune di Rocca Pietore, si ringrazia. Domani mandiamo la fattura. No, devi chiamare prova a
con il chiamarlo. patrocinio del comune No, l'abbiamo fatto una sera di chiamarlo alle 22:38 e siamo stati insultati. No, Siamo proprio stati insultati quella sera. mamma mia. Cioè, vabbè. mi sembra di aver preso tra l'altro del coglione così. Ma Sì, per di robetta, viva voce. sì. Non era tardissimo, era alle 22:38. insomma. Aiuto. Stasera alle 22:50 se vuoi chiamarlo tu. Se vuoi ti do il numero. Adesso Io ne no. parliamo, adesso ne parliamo. Prima di chiamare il sindaco di Rocca Pietore, condividiamo un altro ricordo di Simone. Attenti perché qui, allora l'ho letto in anteprima, mi sono fatta di quelle sane risate. Dai. Allora, 5 anni fa, io e una mia amica, dopo aver festeggiato il nostro compleanno, quindi loro compiono gli anni insieme, con altri amici in pizzeria, siamo andati alla discoteca Odissea di Conegliano con la sua macchina. Siamo arrivati giù che erano le ore 22. L'idea era quella di rimanere fino alle 6 della mattina e poi avrei ripreso il treno per il ritorno, mentre invece la mia amica sarebbe rimasta giù con il suo fidanzato. Solo che io, non essendo abituato a star così tanto in giro dopo mezzanotte, mi ero stufato e me la sono rifatta quasi tutta a piedi da Conegliano fino in Alpago, perché non c'erano treni prima delle 5 della mattina. Tra 2 autostop e una gran bella camminata sono arrivato a casa alle 6 di mattina. Che circa. eroe. Ma è Firmato stata Forrest Gump. una gran bella avventura. Poi mi ha messo le due faccine, una che ride con le lacrime e quell'altra con gli occhiali. E questo è firmato da Simone Cecchetto. quindi Non nome Forrest cognome. Gump. No. Ma sarà il figlio di Claudio questo? No, Cecchetto? Claudio Cecchetto. No, non lo so. È Cecchetto di cognome? Sì. O Cicchetto? No, Cicchetto. con la E. Con la E. Il figlio segreto di Dari Scusa Mirko, tu che sai quanti chilometri ci sono Da Conegliano da Conegliano a piedi. all'Alpago? No, ma L'Alpago Simone, è grande, sì. facciamo Ma il punto più vicino, dai. Forse anche appunto la parte più vicina, ma credo che 31 minuti, 38,1 chilometri passando per la A27. ecco, ho capito. Se in fai il macchina. fadalto, fai il fadalto. quindi si è messo No, a ma- fare il fadalto. No, vabbè. Ma tu devi guardare a piedi, cioè A piedi, a piedi. Sì, ma poi non ho capito sull'autostrada. in 31 quando. minuti, 38 chilometri, va via come una bomba a 38 chilometri all'ora. Come una bomba. Tu non l'hai mai visto Simone, ma ti assicuro che è un cecchetto. Comunque Simone sei ancora vivo, quindi tanta roba. Sì. Può testimoniare. Sei ancora vivo. Ora farà le Olimpiadi, comunque. È ancora vivo. Guarda che sfiga. No, scusami, dopo quella roba. Sembra quasi ti dispiazza. No, sicuramente è un campione olimpico. Sicuramente. Infatti. Beh sì, Conegliano Alpago. Sì. C'era solamente William Daroit che partiva da Venezia e andava in Marmolada. Sì, ecco. Glielo dobbiamo presentare. Sì. Dobbiamo presentargli William Daroit. Sì. Poi fanno la staffetta, magari. Facciamo il gemellaggio. Poi li mandiamo a ballare in discoteca insieme, Ecco, magari guarda. uno scambio di Poi- hobby. No? E poi Tra visto di loro. che E abbiamo fatto un'altra coppia. un'altra coppia. Esatto. due. Simone Cecchetto e William Daroit. Perfetto. Ecco, che poi a fine corsa William va a fare il pane e l'altro. Poi abbiamo la Ile col decimo. Ma il Decima non ha più salutato Ida. E però. Decima dorme. Decima sta dormendo. Ma perché? Ma voi Perché uomini? c'ha un'amorosa molto gelosa e dopo sta cosa di internet No, vabbè, la Idez no. l'ha messo a dormire e finisce che la finiamo fine qua, la dice. No, allora ci sta. Dai. Ci sta. Decima Che deve non andiamo a fare scombussolare i equilibri familiari di coppia. che e poi queste magari cose, no. non... Ecco. No, ok. A proposito, De Bernardino l'abbiamo trovato? State No. sforando solo di mezz'ora. Ah, non importa, non importa. Ma guarda che abbiamo avuto cioè, ma ragazzi, avevamo grazie. tanto materiale. Grazie a tutti. Cioè, tantissimo. Dai, veramente, è stato bellissimo. Adesso Sì. però dobbiamo andare a Ne vedere. abbiamo ancora? Se non ci siamo dimenticate qualcosa. Speriamo perché, di no. Sicuramente sì. Speriamo Eravamo di no. Sarebbe veramente incasinate. Ma ce l'abbiamo fatta. Assolutamente Dai. sì, però un'occhiata gliela diamo ancora. Vabbè, mentre diamo un'occhiata abbiamo un brano da mandare? Eccolo qua. Sì.
Wow, bella. Ma che gusti, grande regia. Meraviglia. Che cos'è? Marrakesh. Ricordava tempesta che non si placa e oggi non mi perderò perché non ho più tempo, so che mi ricorderò che piove perché ricolma ed è traboccato, perché tu prendi la forma di ogni vaso. Piove, non c'è riparo, dolce richiamo, gocce di tavolo, forse divago. Ma ora che diluvia penso che sei un'illusa, che non sa restare da sola perché ha paura. Ciò che ci accomuna è il vuoto in cui sto affogando, mentre tutti lottano per un posto nel fango. E siamo dopo la fine, la scena post crediti. Conosco i tuoi metodi, credi che me lo meriti. Per me essere forti potersi mostrare deboli. Reciti, io ho imparato a scrivere leggendomi. Piove su attivisti che imbrattano i monumenti, sugli sbirri che manganellano gli studenti. Piove sopra gli incendi, è come se li alimenti. Penso alle cose brutte che dirò mentre spero di rivederti. la pioggia mi ricordava tempesta che non si placa e oggi non mi perderò perché non ho più tempo, so che mi ricorderò che sei importante. E lei vedeva in ogni crepa un tentativo in meno e lui credeva fosse segreta la loro intesa. Almeno noi non ci saremmo persi in fretta, poi il cielo piange e piove dalle nostre facce. Non puoi nascondere a te stessa ciò che vuoi. La pioggia mi ricordava tempesta che non si placa e oggi non ti perderò perché non ho più tempo, forse non ti troverò, ma sei importante. Sei importante. Sei importante. E intanto me la canto. Sei importante. Speriamo di non aver dimenticato nessuno. Sei importante. Sarebbe importante. Intanto, mentre abbiamo ricordato tanti ricordi, mamma mia quanti, ci siamo fatti anche una bella cantata, perché è importante fare le cose e poi farsi una bella cantata. È una filosofia questa, non è solo il titolo di un programma. Quanti ricordi veramente che ci hanno riportato indietro nel tempo, da quando eravamo bambini, alle nostre frequentazioni. E Luciana... E Luciana ti chiede, Mirko, ti ricordi le sere da Zaccan? Bellissimo. Anche quello, fantastico, sì. È stato... Poi c'era il papà di Daniel, quindi è stata una bella esperienza anche con lui. E lo ricordiamo volentieri. Ecco, ci siamo in tema di ricordi. Vi un altro saluto qui da... Ale 2. Ciao Ale 2. Ciao. Ma ci stai guardando? C'è un Ale 1, anche l'1 però lo salutiamo, non solo il 2. Soprattutto. Ma io vorrei capire, alle 2. ma alle 2 con 2 L? No. Ale. Ale sta per o Alessandro o Alessandra. 2 sta perché probabilmente ce n'è già uno. Ce n'era già uno e quindi lui ha detto vabbè mi chiamo Ale 2. No, pensavo che fosse alle 2 finisce il programma. No. Ok. No, ma Ale, ci stai guardando? Fatemi andare via. O ci stai... Non è possibile. No, ma è casa dobbiamo fare il finale con gli U2 però. Con gli U2 li abbiamo già messi. No, ma quella... com'era il finale? Sono secco all'istante. Non l'avevamo capito. No, ormai sono tornate indietro al tempo del il periodo in cui la Luisa faceva la cubista. Sai che ha fatto al nofilò, sì. Lei faceva la cubista al nofilò. Ero io la DJ, quindi me lo ricordo bene. Sì.
Facevo la vocalist anche. Faceva la cubista, la vocalist. Poi tu eri venuto anche ad intervistarci, mi ricordo bene. Non credo proprio. Ma alle 2 ci sta Non guardando. intervistavo quelle che mixavano da schifo. Scusami. Ma vedi, ma è vero o no che fuori onda poi ha detto che ero brava? Non vuole io dirlo in onda. non credo proprio. Vedi che non vuole dirlo in Anzi, onda. Ci siamo preoccupati quando hai detto porto la cassetta. Dice, no, cassetta Dei no. frutti, La cassetta, della frutta, no. la cassetta della frutta. Va bene. No. Sono le 23. E tutto va bene. No, dovevamo finire alle 20. C'è anche gente che va a dormire. Sì. Si alza presto la mattina. Allora, abbiamo ancora un saluto da fare a Reggio Calabria. Sì. Ma pensa, ma tanto loro la giovano. Come si chiamano gli abitanti di Reggio Calabria? Si chiamano, questo qui che dobbiamo salutare noi si chiama Emiliano. Ma non è di Reggio Emilia. No, hai chiesto come si chiamano gli abitanti di Reggio Calabria. Questo che dobbiamo Reggi Calabrini? No. Bello Reggi Calabrini. Regini? Vedi che non mi sa. Regini. Calabresi. Reggesi. Non lo so. Reggesi. Ce lo facciamo dire da lui? Potrebbe dircelo lui, sì. Emiliano, dai, dici come si chiamano gli abitanti di Reggio. Io avrei un'idea, però Calabria. non lo posso dire. Calabresi? Fa chiudere la radio. Si chiamano calabresi, dai. Subito. Calabresi si chiamano. C'è un mio amico di Reggio Calabria, Dagoro, viene dentro e mi spara. Sì. Perché dai? Adesso ci hai incuriosito. Cosa ti era venuto in mente? 2301. Ecco, possiamo dirlo. È passato appunto. 2301. Reggio Calabria, come si chiamano? Regini? Regioni? No. Si chiamano i telefoni per qualche corbelleria. No. Basta. Che poi a quest'ora voi diventate molto pericolose. Sì, decisamente. Dai, non farmelo chiedere all'assistente Google, dai. Che poi voi non lo sapete, ma intanto Me la canto avrà anche una versione notturna dalle 2 alle 6 del mattino prossimo, bisogna dirlo. Prossimo anno. Questo vuol dire che siamo state promosse, nel senso che abbiamo più più che altro scaraventate. Appena imparerai a fare i mixaggi. Sì. Ma sei tu la regia, cosa devo imparare io? Sì, sarebbe anche ora, no? Dai, così apro io una discoteca qui nel Lagordino che manca, perché manca. Manca. No, ma Mirko, dai, parliamone, perché manca una discoteca? Cioè, sarebbe una bella cosa. Perché siamo rimasti in pochi. Ma non è così, ci sono tanti giovani. Perché costa, la musica, perché la burocrazia impera, perché la SIAE vuole un sacco di soldi, questo è vero. perché le tasse sono potenti, perché se vai in Luxottica per 1.400 euro stai meglio, hai capito? Hai ragione, cioè hai ragione. Funziona che così. Funziona così. È così. Funziona così. Mi hai lasciato senza parole. Pausa meditativa. Decisamente. Care Comunque, ragazze, avete attenzione- ancora una canzone. Attenzione perché nel frattempo è arrivato sono un altro arrivati nuovi messaggio. messaggi. Certo. Ecco, va bene, stiamo qua, domani mattina siamo ancora qua. Ecco, la colazione. Allora, ci spostiamo ci porta il finalmente, caffè. andiamo in Val di Gares. Ciao Rita, Rita Rudatis. Ciao Rita. Però Ciao, il Rita. Rudatis non è della Val di Gares. Secondo me è ho di Rocca capito. anche lei. No. È sempre E là, qua torniamo, Cascalasino. Rita, Rita è Forni- ancora sveglia. è ancora sveglia, ha detto che ci sta ascoltando. Sì, poi c'è anche Lorena Porta che ci sta ascoltando. Ciao Lorena! Cosa porta? Cosa ci La porti, Lorena? Cosa il ci buon porti? umore, sempre bel sorriso. Ma la Lorena, me la vediamo un ricordo io. attimo. Ricordo la Vediamo. Abbiamo salutato tutti, sì, ci ricordiamo di aver salutato tutti. Non ci dimentichiamo qualcuno. No, io per strada. non voglio assolutamente dimenticare nessuno, ma secondo me. Poi la regia ci E se sta. no, la prossima volta ci devono dare la segretaria. C'è sì. poco da fare perché Poi se no- la regia ci sta dando anche del tempo per controllare, ma mi sembra che. Ma insomma non è che la regia vi abbia dato del tempo, ve lo siete proprio preso. Insomma. Sì, spudoratamente. È mezz'ora che vi sto dicendo, ragazzi. Il Big Bang ha detto stop. Ho capito, ma. Imperterrite. Sì, anche perché io fra un po' avrei l'appuntamento col cervo alla stanga. Domani polenta. Con i cervi.
plurale, cioè, magari più fosse... E allora tu ti dovrai svegliare Sembra che per mi dare... aspettano, No, lascia stare. No, volevo dire una cosa, ma è meglio di no. Penso Sì. anch'io. No, basta, No, perché stop, la stop, nostra stop. regia è sveglia a tutte le ore perché arrivano notizie a tutte le ore. Ecco. E quindi, no, ma No, ma io col cervo... col tuo guarda, cervo non arriveranno no, notizie, ma no, io no. il cervo ci salutiamo. Niente, Vogliamo niente, dire qualcosa di Bombotto, visto che ci siamo, il ricordo No. No. Ok. Allora, siamo giunti al termine. Avete cominciato Intanto voi. per caso di questa sera, ti prego. No. Poi c'era anche l'Imotto. Lui gliela fa. Cioè già abbiamo fatto una bella cosa, chiudere i commenti sui social, Sì, tra sì. mille critiche, no? Decisamente. Ci manca che li apriamo qui. Sì. Vabbè, Non mi dai, esprimo. ragazzi. Però voglio dire, la vita, Cioè la Sì. vita è fatta così, si nasce, occhio perché adesso qua è una Si perla. vive e si muore. nasce, si vive e si muore. È C'è semplice. però quel lasso di tempo del come e che allora è meglio che lasciamo. È la vita. Questa Dai. è la vita. 23:05. Ecco, Mm. bene. Che canzone volete chiudere? Volete Lady Gaga, Ricky, Aiello, Purple Disco? Allora, per Mia chi ci Martini, sta... Neffa? No, per chi ci sta ascoltando, ne Vasco avremmo Rossi? avute altre in scaletta, ma le metti dopo, vero? Quando Sì. noi andiamo via. Sì. Là ce ne sono 5-6. Sì. Ecco, allora quelle continueranno dopo quando noi andremo via. Sì. Quindi rimanete sintonizzati. Mi pare ovvio. Non andate a nanna. Allora salutiamo Bene. con Lady Gaga, dai. Lady Gaga? Sì. Cosa avevamo ancora? Fotografie di Claudio Baglioni, poi avevamo... Polaroid di Ricky, a proposito di fotografie, no? Cosa avevamo ancora? Poi avevamo... La notte dei pensieri di Zarrillo, Ricordati di me di Antonello Venditti, Harry Clapton. Gabbani non l'avete Sì, messo? sì, avevo anche Gabbani. Tears in Heaven di Harry Clapton. Beh, Fred De questa Palma, di Harry Clapton è un Simple peccato che non Mind, Stadio, non avete lasciato fuori, è un disastro. Tutte sono rimaste là. Raff infinito, Esatto, avevamo tante cose da dire. Maneskin, Cosa facciamo? Ci fermiamo fino alle Maneskin. Mi piacerebbe vederli in concerto in Maneskin. Mamma mia. Ci fermiamo, dai. Stiamo qua fino alle 2, le mettiamo tutte. Maneskin vi piacciono? Ma a me sì, molto. tantissimo. Ma sai che la chitarrista ha suonato insieme a, fammi pensare, un gruppo famoso? Aiutatemi, i Duran Duran forse? No, era qualcuno di più famoso. No. Non mi Duran ricordo. Duran, Volevo volevo dirtelo, Duran Duran dobbiamo andare dentro i 40 anni. Chi era? Cioè Simon Le Bon, Lei è ancora bon? Insomma, no. C'ha la sua età. No. No. Non si è conservato bene. Aspetta. abbiamo capito Che che a Marina piacciono gli anziani. A me piacciono i giovani, Perché a te piacciono i non Maneskin, piacciono? a me piacciono. A te non piacciono Chi? le anziane? Ah sì, beh, certo, sì. Questa è cattiva questa. Perché? È terribile questa. Perché? 23:08. Così. Guarda, sei sotto telecamera, tra l'altro, quindi fai quei gestacci, quella faccia, no? Dicono. Mi piacciono gli anziani? Dipende. Dipende, certo. Sì. Mick Jagger, quanti anni ha Mick Jagger? Ne ha 80? Sì, È ancora molto bell'uomo. carismatico, quindi sì, a me piace. Che a me piace Ornella Vanoni. Insomma, Anche a me. Gigliola Cinquetti, bellissimo. La Gigliola ancora che la botta. La botta Luisa. No, non c'è traduzione. Per esempio se la passa è molto meglio della Orietta. Orietta un po'. Insomma, Certo, che ragazzi. sentire le donne che giudicano le donne, ragazzi, è meraviglioso. Io volevo trovare, ma non l'ho trovato. No, Io volevo vorrei, i non vorrei, ma se Maneskin. vuoi. Voi insomma avete voglia Perché di anche, sì, cioè, Maneskin. secondo voi i Maneskin sono un gruppo che potrebbero interessare più persone? Sì. 4-5 mila persone al colpo. Sì, anche a Vasco piacciono, Quelli di Marlena. Cammino per la mia città
città ed il vento soffia forte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di 1000 serpenti, fermo per le spire. Non ho ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho la mano mi accarezza in viso dolcemente. Col sangue sulle mani scalerò tutte le vette. Voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe, per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte han paura della morte. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta, da questa terra ferma perché ormai la sento stretta. Ieri ero quiete perché oggi sarò la tempesta. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più. Prima di te ero solo un pazzo, la lascia che ti racconti. Avevo una giacca squalcita e portavo tagli sui polsi. Oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere. Questa città si affaccia quando ci vedrà giungere. Ero in bilico tra l'essere vittima e essere giudice. Era un brivido che porta la luce dentro le tenebre e ti libera da queste catene splendenti e lucide. Ed il dubbio mio se fossero morti oppure rinascite. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più sparire. Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire. Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, suona per i Duran Duran. Infatti ricordavo bene che suonava appunto per un gruppo famoso. E da tempo la band romana è oggetto anche di attrazioni a livello internazionale. Difatti suonano all'apertura dei concerti dei Rolling Stones. Infatti c'era qualcosa che ci ricordavamo. Sì, sì. E c'è chi c'ha da ridire sui Maneskin. Io non so perché dicono che questi... Ma come su tutto, cioè i gusti poi alla fine sono gusti. E comunque Marlena adesso torna a casa, e noi cosa facciamo? Tornate a casa anche voi. Facciamo anche noi. Prendo la palla al balzo. Marlena. Fatta. Marina torna a casa. Ci sta come lei. E Luisa conclude con Lady Gaga. No, non sei sul pezzo. No, non sei sul pezzo. E Marina conclude con... no, ma è lei che lo sa fare, io. Non sei quell'istante. Marina, Luisa e Mirko tornano a casa come Lessi. Parte l'ultima canzone. Ve lo ricordate Lessi? Torna a casa Lessi? Ve lo ricordate? Sempre parlando di ricordi. Si riapre Era un cane. il telefilm. Era un cane, sì. Abbaiava tra l'altro. Lessi, che abbaiava. Poi c'era anche Rintintin. Rintintin non abbaiava. Poi c'era Furia a cavallo dell'Ouest, ma quello era un cavallo. Nitriva. Quello era un cavallo. Poi c'erano i tre porcellini, vecchia fattoria. Anche noi siamo tre.
Ma non siamo porcellini, no. Assolutamente no. Altri animali che ti vengono in mente? Del passato. Ma io del passato, a livello di ricordi, mi ricordo il cartone animato tipo di Barbapapà. Oh, bellissimo, adesso lo rifanno e poi alla fine quelli più belli li rifanno tutti. I Barbapapà erano bellissimi, ve li ricordate tutti? E Braccio di ferro che non lo rifanno più invece? Ma chi era che faceva la sigla di Barbapapà? Chi era? Dai, cercala regia. Vecchioni. No. Dai, no. Beh, questa per me è una scoperta Roberto Vecchioni con le mele verdi. Ma dai, stai scherzando? No, questo non è Vecchioni, no. Mele verdi. Aspetta, Vecchioni. Questi sono giovani. Barbapapà, Barbapapà, Barbidù, Barbuil, Barbabella, Barbadura, Barbottina, Barbidù, Barbalala. Ma pensa a te cosa Cioè, per me è una scoperta anche questa. per me. Mirko. Non lo sapevo. Non si finisce mai davvero No, di no. imparare, di scoprire cose. Quindi sei sempre in tempo a fare un corso per DJ. Così poi non Assolutamente sì. Non è mai tardi, Mai, Mirko. mai. Non è mai Ricominci tardi. con i Barbapapà e poi vai avanti. Piano piano. Siamo alla canzone di chiusura. Bene. Volete preannunciarla voi? Allora, io posso salutare tutti voi che... Guardo là. Dov'è la telecamera, Mirko? Adesso te la giro. Ok. Vai. Bene. Allora, io ringrazio davvero tutti voi che avete partecipato, che ci avete telefonato, che ci avete messaggiato in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera. Grazie, siete stati preziosi. È stato davvero bello. E non aggiungo altro perché è veramente superfluo. Vai, Luisa. E non aggiungo niente, ringrazio davvero perché le emozioni sono state tantissime, ci siamo anche divertiti come è normale che sia, e una serata magnifica. A parte Grazie. le critiche su Marina DJ, però è stata una serata magnifica. Abbiamo detto la verità che mixavi da schifo. Abbiamo detto la verità. Ecco, concludiamo proprio Abbiamo detto bene. che in radio eri bravissima, ma mixavi da schifo. Cioè, noi venivamo a ballare allo chalet e ogni canzone dovevamo fermarci. Piccolina, non posso dire niente, non potrei... Va bene. Ti guardavamo, tu ci guardavi. Cioè, Ma devo pagarti per questa pubblicità o è gratis? No, questa è una pubblicità negativa. Ok. Evviva la sincerità! Evviva! E allora ci si sente alla prossima, eh? Grazie. Questa Grazie, regia. puntata rimarrà nei ricordi. Viva. Assolutamente sì. Se mi lasciate ricordare solo 2 appuntamenti, sabato c'è Morgan e Battaglia con la serata DJ a Radio Più. Se vuole posso venire ad aiutarlo. Chiedo ai miei vicini di casa di avere venire ad aiutare cosa. Morgan, ti prego. Cioè no, loro sanno mixare, cioè. Guarda che tu mi lanci le cose e io colgo, Quindi sabato ci sarà anche Marina che verrà a mixare. Dopodiché la prossima settimana, invece martedì, c'è Brunella Moro con le poesie. Ah, il 21. Oh yeah. Con il programma che si intitola In vivo verso. In vivo di verso. notte. Night. Ci sarai anche tu? Lo fa da sola stavolta, non mi vuole più. Dai, L'ultima volta è scoppiata la regia, quindi è andata così. Mi verrebbe da Bene. chiedergli i particolari, ma boh. Sorvoliamo. Volevo ricordarvi che Intanto me la canto è in palinsesto dalle 20:30 alle 22:30. Ah, ok. Che ore sono, Marina? Tardi. Sono le ore 23:18. Grazie ragazze. Grazie Grazie regia. Mirko, bacio. Ciao, grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao, Buonanotte.